Ecco, prendiamo posto. Grazie. C'è qualcuno che sta arrivando? Sì, insomma. Vabbè, un po' alla volta arriveranno anche altri. Bene, buongiorno a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Mi sento in primo luogo di esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà alla popolazione delle Marche e dell'Emilia Romagna per quello che è successo, che sappiamo, per gli eventi meteorologici che hanno lasciato vittime e anche cicatrici profonde sul territorio. Siamo vicini ai nostri colleghi. Come Federazione Regionale degli Ingegneri abbiamo dato la nostra disponibilità a supportarli qualora e quando ne avranno bisogno. Attualmente è ancora in fase l'emergenza prima e quindi noi ingegneri non siamo molto coinvolti. Lo saremo quando si parlerà della valutazione dei danni e la possibilità di poter ancora abitare certi fabbricati. Saluto la nostra collega, sorella Fabiola De Battista, che è presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto, con la quale abbiamo iniziato una forte collaborazione. Siamo in attesa di Michele Cassaro, che è l'omologo per quanto riguarda i geometri e i geometri laureati, e Patrizia Gobat, che dovrebbe arrivare, che è la presidente regionale del CUP. Saluto i relatori che oggi ci apriranno una finestra sul tema dei trasporti e della logistica del Veneto, che è declinato in vari aspetti e sono tutti di nostro grande interesse, nostro ingegneri, ma in questo caso estendo anche ai nostri amici architetti, che è un tema a noi caro. Saluto in modo particolare Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto e assessore infrastrutture e trasporti, che ha accettato molto volentieri la nostra sollecitazione a partecipare, a organizzare insieme, perché è stata un'organizzazione fatta a più mani, questo convegno. E il tema anche lì è uscito sempre a quattro mani. Noi volevamo una visione prospettica, perché a noi ingegneri piace sempre vedere il futuro. Per la Regione Veneto andava benissimo anche questo aspetto e di conseguenza oggi ci esporranno il piano regionale, il fatto, ma soprattutto quello che si farà. Quindi ringrazio Andrea Menin, direttore dell'unità operativa logistica e navigazione, ispettorati di porto e pianificazione ad esempio della Regione Veneto, Simone Zanini, direttore dell'unità operativa infrastrutture ed autostrade, Regione Veneto, e Leonora Malengo, direttore dell'unità operativa della mobilità e trasporti della Regione Veneto. E Marco Delia, che ci ha supportato e aiutato a far tutto questo. Saranno presenti questi faranno degli interventi ben strutturati. Saranno presenti poi Paolo Ghiotti, presidente ANCE Veneto, Alessandro Banzato, advisor infrastrutture e mobilità sostenibile di Confindustria Veneto, Massimo Coccato, nostro consigliere FOIV, per una tavola rotonda assieme ad Elisa De Berti al termine del nostro intervento. Fra i relatori c'è anche il nostro consigliere segretario Alessandro Turchetto, che anche lui farà il suo intervento. Non vedo ancora il nostro consigliere nazionale, quando arriverà anche lui farà un saluto. Pochi giorni fa è stato presentato il master plan di Save, dell'aeroporto di Venezia. Oggi ci concentreremo su altre iniziative interessanti. Noi ingegneri dobbiamo essere immediatamente pronti e disponibili a concretizzare queste cose. Già lo stiamo facendo. Con la visione di oggi ci prepareremo ancora meglio. Il compito nostro degli ordini, è la formazione dei nostri iscritti. Quale formazione migliore si può dare ai nostri iscritti che non una visione prospettica di quello che sarà il lavoro che ci aspetta, quindi declinandolo nelle varie tematiche e approfondendo i vari temi, e questo è un elemento. C'è da considerare, mi pare che sia doveroso, che le evoluzioni geopolitiche stanno riposizionando anche la filiera produttiva, accorciandola, e questo avrà sicuramente un impatto sul tema della logistica dei trasporti anche nel nostro ambito.
La sicurezza dell'approvvigionamento e la disponibilità sempre dei materiali assumono un valore strategico. Noi ingegneri dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo essere costantemente pronti a interpretare queste evoluzioni. Siamo anche coscienti, e la presenza dei nostri colleghi architetti, geometri e il CUP che arriveranno, siamo anche coscienti che da soli non possiamo farcela. Questa è una cosa importante, nel senso che la progettualità è talmente vasta, è talmente interdisciplinare, che noi ingegneri dobbiamo sapere che dovremo aver bisogno anche di altre professionalità, altrimenti non si arriva a concludere una progettualità ben fatta. Mi fermo, non ho altro da dire perché gli interventi sono talmente interessanti che non voglio rubare tempo a questo. Quindi chiamo Alessandro Turchetto, nostro consigliere con referente area metropolitana e consigliere segretario di FOIV, per una sua introduzione. Prego Alessandro. Grazie, un saluto anche da parte mia, insomma, a tutti i convenuti, a tutti i presenti. E allora abbiamo voluto organizzare questo convegno come Ingegneri del Veneto con lo scopo di gettare appunto uno sguardo sul futuro della mobilità della nostra regione. La mobilità intesa come necessità quotidiana da un lato, ovviamente, e un importante strumento di crescita e di sviluppo dall'altro. Gettare uno sguardo quindi per comprendere e interpretare gli scenari futuri da attori del nostro territorio in qualità di cittadini, di soggetti economici e sociali e anche in qualità ovviamente di progettisti. Abbiamo chiesto in particolare alla Regione, che è l'ente di governo e di coordinamento generale, di illustrarci il quadro dei trasporti nel Veneto e di declinarlo poi nelle sue componenti principali. Lo stato, gli assetti della logistica, gli scenari infrastrutturali ferroviari e autostradali e le nuove tecnologie applicate alla mobilità, e di commentarlo poi con la tavola rotonda assieme a alcuni tra i principali soggetti della filiera economica regionale, i professionisti appunto, le imprese e anche il mondo imprenditoriale. Da qualche settimana abbiamo salutato con favore l'apertura dell'innesto tra la superstrada pedemontana e l'autostrada A27, che consente di attivare con importanti benefici economici una circolazione autostradale dell'area Veneto centrale, smistando poi il traffico verso i 4 punti cardinali. Il collegamento con la 4 a Montecchio arriverà a breve, come ci hanno già comunicato, e rimangono però in campo stradale alcune questioni aperte. Miglioramento dei collegamenti con la montagna, sono in corso già alcuni lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, con funzione turistica, ma anche per garantire migliori relazioni tra appunto la montagna e la pianura, e poi lo sbocco a nord verso l'area mitteleuropea, con cui abbiamo ovviamente fondamentali rapporti economici e da cui provengono anche i principali flussi turistici. Poi c'è il tema dell'alta velocità, che è un tema strategico ovviamente. Abbiamo tutti, insomma, sfruttiamo questa modalità di trasporto, la conosciamo molto bene, conosciamo i grandi vantaggi del trasporto a media distanza, che diventa competitivo sia per tempi di percorrenza sia per sicurezza e costi rispetto appunto al mezzo privato e anche all'aereo, alla mobilità aerea. Questo sistema andrà certamente migliorato, implementato lungo l'asse Torino-Trieste da un lato, ma anche verso sud per completare il collegamento verso Roma, che è mancante, del tratto Padova-Bologna. Ecco, il quadro si completa poi con una relazione sulla mobilità intelligente e sostenibile, imperniata sull'utilizzo delle tecnologie più avanzate. In quest'ambito, per noi ingegneri, insomma, vede la fusione delle diverse culture ingegneristiche, la capacità quindi di progettare la trasformazione del territorio per costruire le infrastrutture e la gestione tecnologica e digitalizzata delle informazioni per arrivare appunto ad una mobilità che sia intelligente, smart, come si dice oggi, e anche sostenibile. E allora si parlerà di MaaS, di mobilità come servizio, di smart road e di mobilità aerea avanzata, con le loro implicazioni, in particolare
per il trasporto e la mobilità nelle grandi aree urbane, nelle grandi aree metropolitane, di cui sicuramente il Veneto è composto. Infine verrà dato uno sguardo anche alla mobilità dolce, alla mobilità ciclabile, quindi verranno illustrate le importanti previsioni del piano regionale sulla mobilità ciclistica che è imperniato sulle dorsali della rete ciclabile regionale e sui principali itinerari esistenti e da realizzare. Siamo la regione, è bene dirlo, con il maggior numero di presenze turistiche d'Italia e quindi è doveroso pensare anche come ingegneri a questa tematica in grado di dare risposte a cittadini e a turisti in termini di miglioramento della qualità della vita e di godibilità e attrattività del nostro territorio. Grazie e buon convegno a tutti. Ripasso. Grazie Alessandro per questa introduzione a quelli che saranno i contenuti dei successivi interventi. Chiedo e invito Elisa De Berti a dare il suo contributo. Grazie. Grazie mille, buongiorno. Ringrazio il Presidente di FOIV dell'opportunità che ci avete dato oggi di raccontarvi quello che è nella nostra visione il Veneto del futuro. Quando l'ingegnere è venuto da me a propormi di fare questo convegno, abbiamo iniziato a parlare di infrastrutture di trasporti e subito si parlava di cosa abbiamo detto, magari facciamo una cosa breve, quanto dura, subito si parlava di un'ora e mezza, poi abbiamo cominciato a parlare di tutti gli argomenti che si potrebbe discutere del Veneto e ci siamo lasciati dicendo ci vorrebbe una settimana, una full immersion di una settimana, ma più che altro non tanto per raccontare quello che è il Veneto del futuro per noi, però magari anche per lanciare così in aria qualche considerazione anche magari un po' spigolosa su cui secondo me varrebbe veramente la pena di parlarne e di valutare. Con il piano regionale dei trasporti di fatto abbiamo aperto una nuova era di quella che è la visione del Veneto del futuro, che è una visione il più possibile condivisa e il più possibile dove i compartimenti stagni che molto probabilmente in Veneto in certi ambiti, poi di compartimenti stagni dipendono dalle persone, cioè se le persone sono disponibili al confronto è tutto aperto e si può tutto condividere. Poi quando trovi una persona che comunque ricopre un ruolo strategico e questa persona è chiusa, altro che compartimento stagno, cioè di lì non si passa, quindi ovviamente sono sempre le persone che fanno la differenza. Però io non vi dico altro, vi lascerei la parola ai miei ingegneri e all'architetto Malengo, l'ingegner Zanini e l'ingegner Menini. Qui in platea ho l'ingegner Delia e tra di voi abbiamo anche l'ingegner Grosso. Cioè io sono assediata dagli ingegneri, non so se vedete, se sentite, l'ingegner Grosso è il direttore generale di infrastrutture venete e l'ingegner Menegazzo, quindi lascio la parola a loro e poi parliamo e magari tiriamo qualche conclusione alla fine, così accorciamo i tempi, perché poi guardo il presidente Ghiotti, poi ho Lance Verona che mi perseguita, perché ormai Lance entra nella mia agenda quotidianamente e devo scappare a Verona, quindi non porto via ulteriore tempo. Grazie e buon convegno a tutti. Grazie Vicepresidente, e devo aggiungere una cosa alla sua esposizione, che durante la fase di organizzazione di questo convegno avete dimostrato passione anche per quello che ci direte, e questa è stata una cosa che abbiamo apprezzato e ha entusiasmato anche noi. E quindi chiamo adesso l'ingegnere Andrea Menin che ci parlerà, sentiremo lui. Grazie. E dovrebbe già essere...
Perfetto. Buongiorno a tutti, inizio io questa serie di relazioni e il tema che cercherò di inquadrare abbastanza velocemente riguarda il piano regionale dei trasporti, in particolare quelli che sono anche le fasi di attuazione e di aggiornamento, ma con particolare riguardo una finestra, uno zoom sull'aspetto legato alla logistica del Veneto, che poi, come è stato detto, riguarda il territorio più ampio del nord Italia e dell'Europa. Prima di passare all'argomento vero e proprio che è la logistica, risulta necessario un inquadramento legato alla... scusate, ma non riesco a... ok, perfetto. Al territorio, perché sono i dati essenziali per poi trattare l'argomento vero e proprio dal punto di vista pianificatorio e ingegneristico. Quindi la Regione Veneto come territorio, la conoscete forse meglio di me, ma è inserita nell'ambito dell'Europa nel riquadro che vedete, con un livello di pianificazione distinto con 7 province, regioni, 7 province e 563 comuni, e un territorio che ha un'ampia varietà di territorio, che va dal mare alla pianura, alla collina, all'alta pianura, alla collina, alla montagna, con anche una parte lacuale di importanza nazionale, perché sapete che il GARD è suddiviso in 3 ambiti di competenza. Scusate, problemi con... Non passa. Allora. Ecco qua, arriva. Andato? No. Arriva una donna in soccorso, non so se avete notato. Non è sincronizzato. Non è sincronizzato, perché se io vado su presentazione non mi parte la presentazione. No, non è sincronizzato. Adesso è sincronizzato? No, non è sincronizzato. Un attimo, allora c'è bisogno del tecnico esterno. Scusate. Non si vede. Proviamo a riavviare. Si chiama il bello della diretta. Ok. Perfetto, adesso va. Ho dovuto riavviarlo. Bene. Sempre Regione Veneto in sintesi, territorio e popolazione, con le aree, praticamente l'area padana, il corridoio nord-est-ovest con maggiori densità abitativa e con le aree urbane principali. 7 province, come abbiamo detto, e una città metropolitana. Città metropolitana derivata, come ricordato, dalla riforma del Rio. Sempre in termini di focus, di zoom, la parte economica, quindi le imprese del territorio veneto, che sono quasi 500.000, con l'8,3% rispetto al valore italiano. Settori trainanti: l'alimentare, l'abbigliamento, l'arredamento e l'automazione, con il diagramma a torta che vedete come cluster industriali. Il PIL è un PIL di degno rispetto anche per livelli europei. Abbiamo il 9,2% rispetto all'Italia e l'1,1% del PIL europeo. Però vedete sull'immagine sotto quali sono i valori di crescita del Veneto rapportati all'Italia e rapportati agli altri paesi non dell'Europa ma addirittura internazionali. PIL pro capite di 36.300 che è superiore a quello italiano e anche a quella alla media europea EU27. Volevo dirvi che molti dati sono aggiornati al 2022, abbiamo fatto
una raccolta degli ultimi dati. Sapete che i dati Istat, sia quelli regionali che quelli nazionali, non hanno esattamente la stessa uscita, quindi alcuni dati, e me ne scuso, sono tratti dal Sistar regionale, che è aggiornato già adesso il 2022, quelli nazionali ancora non lo sono. Bene, adesso funziona tutto. Sempre la parte economica, abbiamo un import di 72 miliardi, più l'80% rispetto al 2010, e un export di 82 miliardi, più l'89% rispetto al 2010, con un commercio estero dell'11% rispetto all'Italia, il 13,2% l'import e l'export il 13,2%. E come dato sempre economico rilevante abbiamo il turismo che da molti anni siamo primi in Italia per gli arrivi, ma anche per i flussi turistici. I due dati sono distinti, li troverete sempre nel sito regionale della statistica. Uno indica le toccate, cioè gli arrivi, l'altro indica invece il flusso di presenza, quindi il pernottamento. E poi vediamo sul diagramma sotto invece dei valori, tutti i dati, ripeto, che trovate nel nostro sito regionale, che dà una misura di quello che è l'export veneto riferito ai vari mercati internazionali, ma anche relativo ai settori. E qui veniamo all'aspetto più, diciamo, infrastrutturale. Per inquadrare il sistema infrastrutturale dobbiamo partire da quello che è la geografia, ma quella che è la geografia legata all'infrastruttura, quindi ai corridoi internazionali, che sono, come sapete bene, i corridoi TEN-T. L'Italia sapete che è toccata da 4 corridoi TEN-T, il Veneto ne ha ben 3. Ne ha ben 3 che, come vedete, sono tracciati con 3 colori: il Baltico, Adriatico, il Mediterraneo e lo Scandinavo Mediterraneo. E questi 3 si incrociano, 2 a Verona e 2, diciamo, a Venezia, Padova. Corridoi che hanno ovviamente, come sapete, determinate infrastrutture che ricalcano esattamente il corridoio, e in altri ambiti come l'idroviario si staccano leggermente perché l'infrastruttura è delocalizzata rispetto al corridoio principale. Un focus molto importante, perché poi spiegheremo perché nell'aspetto logistico, riguarda quello che è il traffico merci ai valichi alpini. Vedete come i principali valichi, ne abbiamo uno in particolare che è quello che riguarda proprio poi l'ingresso al Veneto e il rapporto del Veneto con la logistica nazionale e internazionale. Il Brennero è praticamente il primo passo, il primo valico per volumi di merci scambiate, ma in particolare la sommatoria di quelli svizzeri, francesi, è inferiore a quella del Brennero, quindi capite qual è l'importanza del Brennero e ovviamente anche quelle che sono state le scelte di pianificatori sia a livello internazionale, nazionale, ma anche regionale. E dalle infrastrutture passiamo invece ai nodi. Che per quanto riguarda il Veneto sono sempre di 2 tipi, secondo quello che è il regolamento TEN-T, i nodi core e i nodi comprehensive. Ovviamente i nodi core sono i nodi più principali, quelli più importanti. Abbiamo 4 nodi core individuati e localizzati nell'aeroporto di Venezia, nel porto di Venezia, nell'interporto di Padova e nell'interporto di Verona. Invece i comprehensive sono 4, ma probabilmente diventeranno 5 con la modifica del regolamento in corso, in quanto all'aeroporto di Treviso, a quello di Verona, al porto di Chioggia, all'interporto di Rovigo, vi sarà il possibile inserimento dell'interporto di Portogruaro. Interporto che, capite bene, ha una localizzazione molto più spostata all'oriente, molto importante e quindi strategica anche per la regione Veneto, perché è, diciamo, una porta in più rispetto al traffico oriente, quindi intercetta altri traffici, non sicuramente quello del Brennero. E ai nodi logistici associamo invece quelli che sono gli hub logistici, cioè i gestori delle infrastrutture, gestori in senso ampio, in senso largo, quindi per capirci l'aeroporto di Venezia, quindi il gruppo SAVE, il porto di Venezia, ovvero l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, gli interporti di Padova e di Verona, che sono di fatto degli interporti intermodali, quindi dove c'è un forte traffico intermodale,
e poi i 2 aeroporti di Treviso e di Verona, Porto di Chioggia che fa parte dell'autorità di sistema come bacino, e l'interporto di Rovigo e l'interporto di Portogruaro. Alcuni numeri, non per annoiarmi, ma che danno un indice di quella che è la misura delle quantità. L'aeroporto di Venezia ha ripreso dal lockdown una forte crescita, siamo a 9.319.000 del 2022, siamo il 4º aeroporto in Italia e il 3º aeroporto a livello intercontinentale. Stiamo di recente, come accennava il Presidente di FOIB, assistendo al dibattito pubblico al quale anche la Regione Veneto sta partecipando, dibattito pubblico per il master plan, con una pianificazione proiettata al 2037 per quanto riguarda l'aeroporto Marco Polo. Abbiamo il porto di Venezia con circa 25 milioni di tonnellate di merci, i passeggeri, i traghetti sotto le crociere è un dato che non prenderei tanto in esame, perché sapete che dal 2021, dal famoso decreto grandi navi, vi è tutta un'attività da parte del commissario nonché presidente del sistema portuale per arrivare a una soluzione che possa garantire nuovamente il ritorno ai traffici precedenti che erano oltre il 1 milione. E abbiamo anche un notevole traffico di TEU in termini di scambio merci, poi abbiamo l'interporto di Padova, molto specializzato per quanto riguarda l'intermodale, con 8.000 treni intermodali all'anno e 203.000 UTI, che equivalenti sono 365.000 TEU. Unità di trasporto intermodale sarebbero le UTI. Verona siamo a 15.000, circa il doppio, e 436.000 e 780.000 di TEU. Verona è si piazza, ogni anno cambia primo, secondo a livello europeo, quindi capite la misura, e Padova siamo intorno al 10°. I due insieme rappresentano più del 50% del traffico diretto all'Europa dall'Italia, quindi capite qual è la misura di questi due interporti. E passiamo dopo alla rete di trasporto, quindi quello che serve per portare e per servire i nostri centri logistici. Abbiamo la rete stradale, strade e autostrade, che si compone, come dicevo, di autostrade, strade statali e poi strade regionali e strade provinciali, con 8 gestori, oltre a province e città metropolitane, e quindi una rete molto, molto complessa che vedete rappresentata nel grafo dell'immagine. A questa viene associata una rete di trasporto ferroviario, 1850 km di ferrovia, di cui 1825 tradizionali e 25 ma in crescita di alta velocità, con 3 grandi stazioni. Abbiamo 2 gestori, RFI e Infrastrutture Venete è oggi presente, società regionale nata nel 2018, e la rete ferroviaria di fatto vede un forte utilizzo della stessa, una limitata capacità residua della rete, nel senso che è molto utilizzata, molto satura, e una forte commistione di passeggeri e merci, proprio perché vi è questo dualismo tra i passeggeri, quindi tra il trasporto pubblico locale, e quello che è invece le merci. Abbiamo anche la ricchezza e la fortuna di avere una rete, una notevole rete di vie acque interne, quindi un fluviale, gestita, come dicevo prima, dalla Infrastrutture Venete, che ha 2 competenze, la parte ferroviaria e la parte invece navigazione. Contano circa 500 km di rete navigabili, compresa la litoranea, ma di queste abbiamo 154 che hanno una particolare vocazione, oltre che turistica, anche al trasporto merci, che riguarda il sistema idroviario Padano-Veneto, composto dal canale di Brondolo, dal Fissero, dal Tartaro, dal Po, e che si estende e si collega fino alla parte emiliana e lombarda, Mantova e Cremona. Sempre rete di trasporto, i dati di traffico, i dati di saturazione li vedete rappresentati da
da questi grafi, elaborazioni al calcolatore. Abbiamo una saturazione media della rete stradale che varia dal 50 al 70%, con mezzi pesanti pari a circa il 28% del traffico medio giornaliero, quindi stiamo parlando di strade ovviamente della rete principale, e con i relativi diagrammi di impegno. E, per quanto riguarda i treni, invece il 15% di tutti i treni merci arrivano e partono dal Veneto. Prevalenza, come vedete anche dal diagramma, è le direttrici Brennero e la direttrice est e ovest, come dicevamo anche prima. Alla rete di trasporto si associa anche una particolare attenzione per quanto riguarda mobilità e ambiente. Abbiamo un tasso di motorizzazione di 657 su 1000, 3,2 milioni di vetture private e circa l'88% di quelle italiane. Il trasporto su strada in Veneto, ma è mediamente un dato che è analogo anche per la parte nazionale, è del 28% del totale delle emissioni di CO2. Come macchine ecologiche, dato aggiornato sempre al 2021, questo però, abbiamo un 14,9% del totale delle auto come parte ecologica. La parte ecologica abbiamo LPG, metano, elettriche ed ibride. E poi l'altro diagramma che riporta invece la distinzione tra mezzi motorizzati a piedi in bicicletta e dei mezzi motorizzati invece la parte che riguarda auto private e altre forme. Io vado veloce, poi se avete anche domande sono qua anche per questo. Da tutto questo quadro arriviamo a quello che è lo strumento principale, fondamentale, come diceva la vicepresidente, che è il piano regionale trasporti, approvato a luglio del 2020, un piano che ha un decennio di attuazione, quindi al 2030, avvia una nuova stagione di programmazione regionale e risponde in modo molto puntuale alle dinamiche complesse in profonda evoluzione nella mobilità delle persone e delle merci. Quindi una visione di mobilità sostenibile per un Veneto connesso e competitivo. È uno strumento snello e dinamico, con una visione condivisa degli interventi, con obiettivi e strategie per uno sviluppo sostenibile della mobilità del territorio. Quindi è chiamato piano processo proprio per questo. Il piano regionale si consta in 8 obiettivi, 8 strategie, 32 azioni. In particolare abbiamo in corso 6 strumenti di pianificazione chiamati di settore, ovvero subordinati al piano generale stesso. Di questi 4 sono in corso, in progress, e 1 è completato. In particolare li vedete rappresentati. Abbiamo il piano della viabilità regionale, il piano della mobilità ciclistica, che è stato di recente adottato con fine della consultazione, quindi adesso stiamo valutando le osservazioni e i contributi per la parte ambientale. Abbiamo un altro importante piano, che è il piano della portualità turistica, che è in corso in collaborazione con Infrastrutture Venete, e che di recente andrà in adozione per quanto riguarda documento preliminare e rapporto preliminare ambientale, e che riguarda anche una possibile riclassificazione di tutta la rete, perché dei 500 chilometri poi abbiamo tutta una necessità di poter vedere e rivalutare quelle che sono le effettive necessità e le necessità anche di rilanciare questo settore, sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista turistico. E in questo vi è anche all'interno il piano riguarda anche il lago di Garda, che come sapete è un tema a parte, ma di fatto non lo è, perché è collegato attraverso il fiume Mincio anche alla navigazione interna, quindi anche questa particolarità. Piano regionale neve, che è più o meno agli stesse tempistiche del piano della portualità, siamo vicini al documento preliminare, rapporto preliminare ambientale, e infine quello su cui oggi ci concentreremo, e quindi a chiusura della mia relazione, è l'approfondimento regionale della logistica. Questo perché? Perché proprio il primo obiettivo del piano regionale dei trasporti riguarda, ve lo leggo perché è utile per capire, è connettere il Veneto ai mercati nazionali e internazionali per la crescita sostenibile dell'economia regionale, che ovviamente si persegue attraverso una strategia. La strategia è la promozione della comodalità mare, gomma, ferro, l'equilibrio modale del trasporto merci. Quindi da questo siamo partiti subito, a partire da fine 2021,
con redigere, costruire questo documento, abbiamo chiamato studio ricognitivo dello stato di fatto e fabbisogno della logistica del Veneto. Non è, diciamo, parimenti a un piano, ma è come se lo fosse, perché traccia delle importanti linee di indirizzo e ripercorre e aggiorna su molti temi, 15 delle 37 azioni del PRT, aggiorna tutta una serie di dati e valuta quelli che sono gli aggiornamenti ad oggi su queste 15 azioni. Questo è stato costruito, redatto e, diciamo, esposto poi in sede del progetto europeo Intermodal a ottobre e marzo del 2023, e di fatto le finalità hanno previsto l'analisi dei fabbisogni della logistica con riferimento, come dicevo, alle 15 azioni. Sono stati proposti criteri di misure di implementazione delle azioni ancora da attuare secondo la logica del piano processo, quindi ragionando come per un aggiornamento di queste 15 azioni. Sono stati interessati ovviamente 60 stakeholder, associazioni di categorie, istituzioni e gestori delle reti ferroviarie, fluviali, stradali, nodi logistici e così via. E ovviamente l'obiettivo principale è perseguire lo sviluppo integrato e coordinato delle infrastrutture, della logistica e della territorialità. Il piano di fatto è partito da quella che è l'analisi della pianificazione di riferimento. Questa è solo uno stralcio della tanta pianificazione a livello di trasporto, ma non solo, a tutto campo, nel senso che la pianificazione si intreccia ed è correlata l'una con l'altra, e quindi abbiamo richiamato, oltre che alla normativa, diciamo, alle norme e ai piani che ben conoscete sul trasporto, anche quelli che hanno molta rilevanza e molto impatto in termini di pianificazione, quindi partendo dal piano per il risanamento dell'atmosfera, al piano il PTRC, piano di territoriale di coordinamento, approvato anch'esso nel 2020 a giugno, al piano energetico regionale che è, come per gli altri piani di settore, è in fase proprio di progress, quindi è in avanzata fase di attuazione, proprio per le necessità che sappiamo essere molto presenti a livello internazionale e nazionale. Poi altri strumenti che vedete elencati, e il tutto, diciamo, per dare un quadro, un corollario e tracciare delle linee ben chiare, onde valutare poi lo strumento stesso. Una necessaria valutazione è stata fatta per quanto riguarda i principali trend, mi fermo su quelli più importanti. Trasporto intermodale, che da incipiente ad oggi è molto sviluppato, parliamo di più di 30.000, perché oltre ai treni che abbiamo visto prima, 15.000 più 8.000, abbiamo il porto di Venezia che ne conta più di 4.000, abbiamo il porto Gruaro, abbiamo Rovigo, e quindi ne abbiamo tanti altri, e arriviamo a 30.000, quindi un numero molto importante. Abbiamo quindi, come dicevo prima, gli interporti, i principali, Verona e Padova, movimentano il 50% di tutti gli italiani, che è 1,3 milioni, un traffico portuale, di cui abbiamo detto prima, la rete ferroviaria, e in particolare i corridoi TEN-T, con la necessità di requisiti RTMS a livello europeo e modulo passaggio treni da 740. In realtà sono 740, si parla sempre di 750, ma i treni sono da 740 come modulo. Molto importante sono il completamento e il potenziamento di tutte le connessioni ferroviarie dell'ultimo miglio. Il traffico aeroportuale, di cui abbiamo già parlato prima, con le sue infrastrutture, e poi quella che sono le valutazioni che sono state fatte. È stato fatto rigirare il grafo stradale del modello del PRT, proprio per vedere cosa è cambiato e anche quali sono le necessità, ma anche con un particolare riguardo alla parte merci. La parte merci ovviamente ha dato come risultato un dato molto interessante, che il 59% degli spostamenti dei mezzi pesanti interni al Veneto e il 35% di scambio, mentre solo il 6%, pensate, solo il 6% dei mezzi pesanti che attraversano che insomma interessano il Veneto sono di transito. Tutto il resto, 35 più 59, sono o interni o di scambio tra il Veneto e l'esterno. Poi abbiamo gli spostamenti per le lunghezze di spostamento, 48% riguarda 60 km, 28 tra 60 e 140 e 24 oltre 140. Questo dato è molto legato al dato precedente.
La rete stradale che, come abbiamo detto prima, presenta fenomeni di saturazione vicini dal 50 al 70, e poi una delle necessità che sappiamo essere note di aree di sosta per veicoli pesanti. E per quanto riguarda invece la logistica, uno sviluppo significativo sviluppo della logistica industriale, grande distribuzione e e-commerce, parliamo di Amazon ed altri, che ha avuto un notevole incremento con il lockdown della pandemia recente, e in termini di consumo del suolo una forte pressione sul territorio con dati rapportati a quelli che sono i dati nazionali. E da questo trend sono state quindi valutate e analizzate. Tutto questo lavoro, come ho detto, è stato fatto poi con delle consultazioni iniziali e finali con i principali stakeholder, quindi a cui sono stati erogate dei questionari per avere anche un feedback da parte loro. Stavo dicendo, le 15 azioni riguardano il trasporto, sono a pacchetti come tema, il trasporto ferroviario e l'intermodalità, poi le vediamo un po' più in dettaglio, la valorizzazione dei porti, del sistema portuale, Venezia e Chioggia, il trasporto stradale, completare la rete, migliorare le condizioni di sicurezza, integrare la rete autostradale con la connessione statale e regionale, e rilanciare, come ho detto, piano di opportunità turistica, di classificazione della rete e interventi che poi vedremo dall'ingegnere Zanini da parte di infrastrutture per rilanciare il settore della navigazione interna e portarlo, diciamo, ad aiuto anche di quella che è la logistica del Veneto, oltre che a uno sviluppo del turismo. Sostenere la diffusione di combustibili alternativi, come dicevo, molta attenzione, abbiamo ben 3 azioni, e favorire l'adozione di applicazioni telematiche e quindi l'innovazione in particolare. In sintesi abbiamo lo sviluppo quindi del trasporto ferroviario col completamento dell'asse ferroviario del Brennero. In particolare per l'asse ferroviario del Brennero di recente abbiamo avuto insieme alla vicepresidente abbiamo avuto una visita del tunnel stesso, anche per renderci conto dello stato di avanzamento lavori, e le proiezioni di studi della BMC del Brennero Corridor sono di un aumento dell'80% del traffico attuale con questa infrastruttura, perché l'infrastruttura attuale, voi sapete che l'infrastruttura attuale ha livellette e raggi di curvatura che non sono a norma, quella nuova invece sarà perfettamente a norma, quindi vi lascio immaginare come se attualmente avessimo un tubo da 100, dopodiché lo portiamo a 1000, ne abbiamo uno a 1000 affiancato, e quindi abbiamo molte più capacità in grado di sviluppare sia per quanto riguarda i passeggeri ma anche per le merci. La proiezione è di una fine lavori, quindi un'apertura 2030-2032. Ovviamente oltre che al Brennero abbiamo una serie di opere, di lotti funzionali ad arrivare fino alle porte di Verona, con interventi anche a livello del quadrante Europa sull'ambito ferroviario, quindi Verona stesso. Molto importante sono l'adeguamento delle linee, oltre all'elettrificazione anche all'adeguamento, come dicevo, al modulo 740 europeo, all'RTMS e alla connessione ultimo miglio con i nodi logistici. Per quanto riguarda lo sviluppo delle piattaforme intermodali e nodi logistici, è stata fatta una ricognizione, la vedete su quel diagrammino, ma poi avremo poi la possibilità di pubblicare anche questo studio, così per avere anche da parte vostra una lettura più attenta e un'utilità anche per le attività di ognuno. Hanno rilevato una notevole frammentazione della parte logistica e una necessità di un continuo e costante monitoraggio, ma anche cabina di regia, e soprattutto anche la necessità di creare dei criteri univoci a livello nazionale per misurare la performance di questi corridoi, di questi hub logistici. E consolidamento piattaforme logistiche, quindi potenziare e sviluppare, ma far crescere ancora di più quelle che esistono e migliorarle in termini di efficienza e anche sostenibilità, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale. E un particolare zoom molto importante, perché riguarda l'ultimo miglio per il tema di logistico, è quello che è la connessione della logistica alla parte urbana, quindi parliamo di
smart logistico, city logistic, attività già in fase di sperimentazione con successo a Padova attraverso l'Interporto, City Porto, e attraverso la Veloce a Vicenza con un'altra interessante sperimentazione. Noi su questo ci stiamo lavorando e ci crediamo anche nell'ambito del progetto europeo Life Prepare, proprio per portare delle policy e delle linee guida che vorremmo inserire come aggiornamento proprio nel piano regionale dei trasporti, perché è uno dei tasselli che mancano anche a livello logistico come ultimo miglio, non per far arrivare la merce sull'Interporto Lab, ma per portarla all'utilizzatore finale. Abbiamo poi, sempre come temi, azioni in sintesi, le aree di sosta, ne abbiamo già parlato prima, un tema noto a tutti, un tema che è da tempo che va ripreso e risolto, lo sviluppo del sistema portuale, l'accessibilità stradale, sempre lo sviluppo della navigazione interna, transizione ecologica e energetica, la digitalizzazione e poi iniziative per innovazione, le cosiddette higher density mobility, che poi vedremo più avanti da parte della collega architetto Malengo, quindi non tolgo altro tempo per questo tema. Come governance e territorio, invece lo rinvierei proprio con le ultime due slide, perché è un tema molto importante. Alla fine lo studio che cosa ha fatto? Ha tratto delle conclusioni e individuato quelli che sono i temi prioritari in sede di consultazione. Queste vanno dalle possibili integrazioni alle azioni esistenti e nuove azioni da introdurre nel PRT. In particolare hanno riguardato la necessità di valutare e introdurre incentivi al trasporto intermodale ferroviario, l'integrazione dell'AM nel sistema regionale dei trasporti, cosa già sapete affrontata anche nel master plan dell'aeroporto Marco Polo, misure di regolamentazione degli accessi, soprattutto per aree particolari come i siti UNESCO, colline del Prosecco, e poi l'altro riguarda possibili ulteriori approfondimenti per il monitoraggio e l'aggiornamento del PRT, quindi istituire cabine di regia. Questa è una cosa su cui stiamo lavorando insieme alle varie società anche in parte regionali come control room per la continua analisi, cioè abbiamo bisogno di avere dati, abbiamo bisogno di poter misurare, controllare, perché la pianificazione vuol dire questo, e quindi avere analisi in tempo reale della parte trasportistica per monitorare anche, ma per poter dare al decisore poi importanti informazioni per la decisione finale, ma noi come ingegneri dobbiamo averle per elaborare le nostre pianificazioni e progetti. Approfondire l'analisi delle piattaforme logistiche identificate in via preliminare, come dicevo prima è necessario, oltre che ai volumi di traffico, al trasporto, alle origini e destinazioni, tutte cose che conoscete molto bene anche voi, abbiamo bisogno anche di capire le piattaforme, cosa movimentano, come sono, come crescono, come si sviluppano e come misurarle. Questa è una cosa che abbiamo fatto presente anche in conferenza Stato-Regioni recentemente, proprio di introdurre a livello nazionale dei criteri univoci per misurare la performance, perché se voi andate a vedere i siti dei vari interporti, a volte ci sono dati che non sono omogenei, quindi non riusciamo a capire nemmeno una misura per poter dare una classifica. Solo a livello europeo per gli interporti abbiamo 40 indicatori, cioè i principali misuratori di benchmark analizzano 40 indicatori, quindi una bella confusione. E come governance valorizzare il lavoro dei tavoli esistenti, ma soprattutto introdurre i nuovi, perché abbiamo visto che solo il lavoro di squadra, il lavoro di rete riesce a dare degli ottimi risultati e a portare ovviamente al risultato quelli che sono le pianificazioni e le progettazioni. Questo anche perché lo stesso PRT ricorda, l'ho inserito proprio perché la regione Veneto è l'unica regione del nord che non ospita nel proprio territorio un valico alpino internazionale, quindi obbligatoriamente la regione è portata a guardare alla pianificazione del trasporto da una prospettiva sovraregionale e di coordinamento e di regia. E quindi, chiudo con le ultime due, di fatto l'attuazione si è concentrata su tutte le altre
azione, come ho detto, sugli altri piani settori, ma in particolare in termini della logistica, con dei patti protocolli per la cabina di regia, gli stati generali e il coordinamento. Il primo, il 5 ottobre del 2022, firmato a Padova, patto per lo sviluppo del sistema logistico, che ha visto interessare tutti gli hub logistici e ovviamente la Regione come coordinatore. Le vedete la locandina presentata di recente a Monaco, il Fiero della Logistica, e vedete quali sono gli hub interessati a questa firma. E il 5 marzo del 2023 invece si è arrivati alla firma di un altro importante protocollo d'intesa, questa volta a livello sovraregionale, perché la necessità era quella di bilanciare nord-ovest e nord-est con due cabine di regia, e quindi nord-est di fatto ha fatto squadra su impulso della vicepresidente, e quindi la Regione ha promosso questa firma di questo protocollo. Ci abbiamo lavorato quasi 6 mesi per arrivare al dunque, ma siamo riusciti a portare insieme in un unico tavolo la Regione Friuli, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia, che fa di fatto da cuscinetto e cerniera tra il nord-est e il nord-ovest, l'Emilia Romagna e le 2 province autonome di Bolzano e Trentino. Io ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie ingegnere Andrea Menin. Solo 2 punti che fra i tanti, i grandissimi numeri, sono cose estremamente importanti. La visione triveneta, il Veneto inserito in un Triveneto, diciamo, lo diamo per scontato, ma non è sempre così, ed è una cosa estremamente importante e logica. Anche per noi ingegneri di FOIV siamo sempre costantemente proiettati al Triveneto, e questo è un punto fondamentale. Poi una cosa che piace a noi ingegneri, la misurabilità delle performance, no? Che è una cosa estremamente importante, che è importante pianificare, molto importante verificare se quanto pianificato poi concretamente si realizza. Alle volte è imbarazzante misurare, ma è fondamentale. E ridò la parola al vicepresidente Elisabetta. Grazie mille. Certo, se non si misura e non si controlla non si può migliorare, cioè, altrimenti rimaniamo chiusi nelle nostre visioni. No, volevo dirvi solo una cosa, cioè di fatto sì, è vero che spesso e volentieri noi parliamo di Triveneto, ma parliamo di Triveneto in maniera magari più formale che sostanziale, perché poi noi siamo dei gran lavoratori, ma siamo anche dei bravissimi individualisti, tutti a testa bassa, ognuno pensa per conto suo e andiamo via per la nostra strada. L'idea di fare gli stati generali del nord-est, cioè a volte arrivano da la casualità, perché io nel 2022 sono stata invitata dai colleghi del nord-ovest, insomma un buon rapporto con gli altri colleghi assessori delle altre regioni. Lombardia, Liguria e Piemonte avevano questo protocollo fatto 4 o 5 anni fa con il Ministero sugli stati generali della logistica del nord-ovest. Mi hanno invitato alla giornata dove loro girano praticamente ogni anno, cambiano regione e fanno il punto della situazione di che cosa è successo rispetto all'anno prima. Mi hanno invitato e sono andata a trovarli, ho passato una giornata con loro ed ho ascoltato in rigoroso silenzio tutto il lavoro della giornata. La mia partecipazione a quegli stati generali, ahimè, ha comportato che poi io abbia preso l'ingegner Delia, l'ingegner Menin e a seguire, e abbia detto: scusate, c'è solo una piccola domanda, cioè a nord-ovest hanno gli stati generali e il nord-est, che è praticamente il fulcro della logistica, non riusciamo ad avere una visione del nord-est sulla logistica, cioè non è credibile, e l'abbiamo di fatto costituito parallelamente gli stessi stati generali del nord-ovest anche nel nord-est. Ovviamente parlando con i colleghi assessori
del Friuli, dell'Emilia e del Trentino Alto Adige, poi mi chiamò l'assessore Terzi dalla Lombardia, mi ha detto metti dentro anche noi perché obiettivamente la Lombardia sta in mezzo, e veramente ho avuto una collaborazione stratosferica. Poi di fatto l'autorità di sistema portuale con Interporti e l'aeroporto ha lavorato sostanzialmente ad un protocollo minore tutto interno al Veneto, però questa visione della logistica, cioè io non posso parlare di logistica e parlare di Veneto, dove vado? Da nessuna parte. Quando nei piani regionali dei trasporti io parlo di, sotto il piano regionale di trasporto parlo di piani, la prima cosa che ho detto ai miei collaboratori, che ringrazio perché mi sopportano ormai da 8 anni, però insomma mi hanno trasmesso la passione che hanno in questo. Io gli ho detto, quando lavoriamo i piani, mi raccomando, cioè, non fermarvi al confine del Veneto, cioè io non posso pianificare uno sviluppo del Veneto dentro i confini del Veneto senza conoscere e tener conto della pianificazione che viene fatta al di fuori della regione del Veneto, perché non ha senso. Perché quando parlo di infrastrutture, parlo di trasporti, parlo di mobilità, parlo di logistica, anche parlare di nord-est è un confine limitato anche quello, cioè non dovrei avere limiti di visione. Dopo a un certo punto ovviamente mi devo fermare e un ambito lo devo individuare, però questo era fondamentale, quindi il lavoro non era solo un lavoro interno, era un lavoro anche di collaborazione con le regioni confinanti. Dopo anche lì, quello che vi ho detto prima, dipende dalla collaborazione delle regioni confinanti, perché se io nelle regioni confinanti ho degli assessori che se ne fregano e non hanno la disponibilità di collaborare, è ovvio che facciamo fatica tutti. Non siamo in questa condizione, per fortuna, stiamo veramente lavorando bene. E un altro passaggio che vi volevo dire, giusto perché passiamo dai trasporti al piano regionale dei trasporti, quando abbiamo parlato di realizzare il piano regionale dei trasporti, abbiamo cominciato a parlarne nel 2019. Io nel 2019 sostanzialmente venivo fuori da 4 anni dove ormai ho perso il conto di quanta gente mi avevano snervato, nel vero senso della parola, con la parola SFMR, okay? La parola più bella per fare polemica sui giornali. Poi tutti quelli che fanno polemica, se io gli chiedo ma SFMR che cosa vuol dire, ho necato uno che mi dica cosa vuol dire. Perché dopo facciamo polemica sui giornali, però poi sapere che cos'è l'SFMR non trovi nessuno che lo sa. Allora io sono arrivata in regione che questo benedetto SFMR, pensato negli anni 90, ok, era sostanzialmente il disegno del Veneto perfetto, il Veneto con treni sincronizzati, intermodalità, bus, stazioni, treni nuovi, treni ogni 15 minuti, mi viene da ridere a pensare di mettere i treni ogni 15 minuti sulla Rovigo-Verona o sulla Rovigo-Chioggia, ma va bene, ok, treni ogni 15 minuti ovunque. Però che cosa aveva l'SFMR che era un limite? Che l'SFMR come pianificazione, al di là del fatto che negli anni 90 parlava di 6 miliardi di investimenti non del Veneto, cioè in Veneto, ma non da parte della regione Veneto, era più che altro competenze diciamo statali, però l'SFMR è stato studiato in fasi, quindi di fatto io partivo da Venezia, c'erano le fasi che erano 4 o 5 fasi, poi arrivavo addirittura ad Occidente che parlava di Veronese, però se io applicavo l'SFMR come era stato studiato, io andando a fasi, quando io uscivo dal Patreve, cioè la ferrovia non l'avevo più perché era morta, sepolta, incendiata, non c'era più niente, perché comunque le infrastrutture in Veneto avevano bisogno di essere riqualificate, quindi io non potevo seguire le fasi, perché le fasi mi avrebbero mandato sostanzialmente a gambe per aria tutto il sistema dei trasporti del Veneto. Io dovevo fare un'analisi di quelle che erano le criticità, passaggi a livello, 300 passaggi a livello in tutto il Veneto, 150 sull'Adria Mestre, la Rovigo-Verona e la Rovigo-Chioggia. Dopo se domandiamo perché io le linee peggiori d'Italia, ma va bene. 300 passaggi a livello, le stazioni da riqualificare, treni, oddio per carità, però insomma adesso stanno arrivando i treni nuovi, insomma il servizio è totalmente cambiato,
un potenziamento del servizio che comunque aveva bisogno di un'analisi della domanda. Non è che io posso andare a mettere i treni, noi non abbiamo la politica della Lombardia, autobus e treni anche vuoti, via, far girare, far chilometri. Cioè dove c'è domanda, tanto che io adesso anche sul trasporto pubblico locale sto rompendo le scatole all'architetto e ai miei ingegneri, perché voglio che nelle zone a domanda debole si parli di servizio a chiamata. Io cosa ho fatto con l'SFMR? Ho tenuto tutto quello che era, ho tenuto il bambino e ho buttato via l'acqua sporca, quindi ho buttato via le fasi. Però l'SFMR in questi anni abbiamo continuato ad investire perché concettualmente l'idea è corretta e tutti gli elementi dove c'è da investire lo stiamo facendo. Arrivo al 2019, piano regionale dei trasporti. Io ho guardato tutti e gli ho detto non mi fregate, cioè non è che facciamo l'SFMR 2, vero? Che facciamo la pianificazione perfetta di quello che è la mobilità del Veneto e dopo diventa di fatto inattuabile perché nel frattempo cambia il mondo. Quindi ho praticamente rotto le scatole perché fosse un piano dinamico, cioè io gli ho detto io non voglio una pianificazione che poi rimane lì 30 anni e fra 30 anni non mi rispecchia più quella che è la realtà, voglio non voglio l'elenco delle infrastrutture perché il piano regionale dei trasporti non è l'elenco delle infrastrutture, cosa molto difficile da far capire ai sindaci, perché i sindaci riescono solo a vedere la loro necessità del loro comune e diciamo che ogni sindaco vede dei confini molto potenziati, 563 comuni, gli è massa. Io sono anche nel mio partito credo di essere una delle voci fuori dal coro che dice, cioè altro che referendum e chiedere fusione, imporre le fusioni ci vogliono ambiti di pianificazione e di visione ampi, altrimenti se io devo sviluppare il Veneto ragionando che la media dei comuni è di 2.000, 3.000, 4.000 anime, ma dove volete che andiamo? Non andiamo da nessuna parte. Quindi io alla fine ho detto un piano elastico, un piano che fosse dinamico e un piano che fosse aderente con quella che è la realtà. La prova del fatto che il piano regionale dei trasporti aveva queste caratteristiche secondo la mentalità del piano processo è stato semplicemente che è stato fatto nel 2019 e a marzo 2020 si scatenò la pandemia. Cioè io se avessi fatto un piano regionale dei trasporti, come era abitudine fare in regione, una pianificazione statica e ingessata, a marzo l'avrei buttato via, perché cambia il mondo. Io l'ho serenamente, ma vi dico serenamente, senza cambiare una parola, e ringrazio veramente sia il comitato tecnico che il comitato scientifico per il lavoro che hanno fatto, io a luglio in piena pandemia l'ho approvato, perché il piano alla fine ha una visione molto elastica, nonostante sulle 110 osservazioni il 50% fossero osservazioni dei comuni che chiedevano chi la tangenziale, chi la variante, perché a livello urbanistico come si è sviluppato il Veneto? Ogni sindaco si è fatto la sua zona industriale. E qual era l'abitudine? Io faccio la zona industriale, creo il problema della viabilità e dopo vado in regione e gli dico che mi serve la variante perché ho i camion, chi mi passa in centro abitato non vorrei mica che mi tengo i camion in centro abitato. Ma te la mia ordina il dottor di fare l'area industriale, posto che capisco, sono stata sindaco, che i sindaci fanno le zone industriali. Perché? Perché finché i comuni e l'erogazione di servizi li vincoliamo agli oneri di urbanizzazione, perché i comuni hanno bisogno di quei soldi per erogare i servizi, avremo sempre uno sviluppo selvaggio. Noi dobbiamo rendere indipendenti i bilanci dei comuni dagli oneri di urbanizzazione o dalle compensazioni degli accordi che adesso vengono fatti nel PATI, altrimenti sarà solo ed esclusivamente una rincorsa a, vedi, Amazon, San Bellino, lungo la Transpolesana, dove Amazon viene scostruito, Amazon entra in servizio e 6 mesi dopo, che manca poco che lo copo, ve lo garantisco, viene il sindaco di San Bellino e mi dice: ma assessore, mi devi dare una mano? Perché ANAS mi deve fare l'accesso diretto
di Amazon in Transpolesana? E io guardo il sindaco e gli dico: scusa sindaco, ma quando prima di dare il permesso di costruire non gli hai detto ad Amazon che era necessario fare un'entrata diretta in Transpolesana perché altrimenti ti passano nella viabilità comunale e provinciale? La risposta del sindaco è stata: no, devo mandare una rotonda. Vi giuro. Ovviamente San Bellino stiamo parlando di 1000 abitanti, cioè sì e no che il gabbia il tecnico nell'ufficio tecnico, di cosa stiamo parlando? Cioè, quindi mi capite che, prima vi ho detto lancerò anche delle provocazioni, io l'ho sempre detto, io continuerò a dirlo che se vogliamo sviluppare, avere una visione anche veloce di sviluppo del Veneto, dobbiamo avere pochi interlocutori efficaci ed efficienti che abbiano una visione più ampia di un territorio, e questo è fondamentale. Però ecco, ci tenevo a dirvi, il piano regionale dei trasporti, il fatto che sia stato un piano processo, ringrazio chi per 4 o 5 anni ha fatto polemiche. L'ultima volta che hanno fatto polemiche in Consiglio regionale gli ho detto: voi fate ancora polemiche in Consiglio regionale sull'SFMR e vi giuro, perché sono capace di farlo, che dal giorno dopo applico l'SFMR. Però dopo non mi venite a parlare di Vicenza Schio, non mi venite a parlare di Verona Rovigo, non mi venite a parlare di Adria Mestre, non mi venite a parlare di Rovigo Chioggia. Applico l'SFMR. Dopo che fa capire a tutti cosa è l'SFMR. Scusate questa chiosa finale, ma... Quindi chi polemizzava sull'SFMR mi ha detto che non polemizzerà più sull'SFMR perché adesso temono che io lo applichi, le fasi. Grazie. Grazie per questa integrazione, dove è uscita la passione che dicevo prima, no? Si nota, si percepisce tutta quanta. E anche il tema della flessibilità che ha questo piano, che devono avere tutti i piani, altrimenti si parte con un preconcetto e si arriva poco lontano. Bene, grazie ancora. E allora chiamo a esporre il proprio contributo l'ingegnere Simone Zanini, direttore operativo infrastrutture e autostrade. No, dovresti aprire l'altro. No. Torna sulla. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento sarà diciamo una rapida carrellata su quelle che sono le infrastrutture, diciamo, a rete che oggi sono in corso di sviluppo o di progettazione nel nostro territorio. Partirà quindi un po' da quelli che sono gli investimenti principali oggi in corso, che sono investimenti sulla rete ferroviaria, toccherà il tema di alcune infrastrutture stradali, per passare poi a infrastrutture diverse dalle consuete quando si pensa alle infrastrutture, ma sempre infrastrutture a rete sono, secondo noi, che sono quelle della rete ciclabile, su cui è stato fatto un gran lavoro negli ultimi anni, e infrastrutture sulla navigazione interna. Okay. Allora, come dicevo, il punto di partenza partiamo dagli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie. Qui diciamo che sono i principali investimenti oggi in corso, quelli dell'alta velocità, alta capacità, che è diviso in lotti funzionali. Questa è una carrellata un po' di quelli che sono i diversi lotti
Quello che vedete è la raffigurazione del lotto funzionale Brescia Est Verona. Questo è in corso di esecuzione, interessa il territorio regionale per circa 23 km su un totale di 47, è un investimento oggi di 2.600 milioni di euro, in corso da parte di CEPAV 2 e RFI. Altri lotti, venendo diciamo da ovest verso est, l'ingresso a Verona che è diviso in due lotti funzionali, uno è il cosiddetto ingresso ovest, l'altro è l'ingresso est. L'ingresso ovest attualmente è un po' più avanti dell'altro, è un investimento di circa 376 milioni di euro. Parliamo di 3,6 km di linea ad alta velocità e ulteriori 3 km di linea di interconnessione merci. L'ingresso est invece è leggermente più indietro dal punto di vista di procedura, si sta chiudendo del tutto le ultime varianti localizzative sull'intervento e siamo alle porte insomma dell'avvio dei lavori. Proseguendo, il successivo lotto funzionale che è in corso è il cosiddetto Verona Biv Vicenza, nel senso che ferma prima della città di Vicenza, in zona Altavilla Vicentina. Questo è un intervento finanziato anche con fondi PNRR per circa 1.400 milioni, vale complessivamente 2 miliardi e 7 di investimento per 44 km di linea. In corso da parte della società IRICAV 2. Il successivo lotto, che vedete colorato in verde chiaro, forse si vede poco, diciamo è l'attraversamento di Vicenza. Sono 6 km, poco più, di intervento su Vicenza. Questo è un intervento che attualmente vale 2.180 milioni di euro, è finanziato diciamo per circa la metà e c'è un limite di spesa già autorizzato dal CIPES, quindi è in fase di definizione il pieno finanziamento. Dal punto di vista approvativo siamo molto avanti, c'è un progetto definitivo che è già stato approvato dagli enti, è passato in conferenza di servizi sulle parti non al di fuori del corridoio urbanistico precedentemente individuato dal CIPE con l'approvazione del preliminare, e quindi le previsioni sono di concludere l'approvazione entro l'anno. Il lotto invece colorato in azzurro, quello diciamo Vicenza-Padova, è quello che attualmente è in corso di progettazione. C'è uno stanziamento di 25 milioni per le attività progettuali che è in corso. In alcune tratte, diciamo Grisignano-Padova, sono più definite, e in altre, tipo l'uscita da Vicenza, sono in corso degli approfondimenti proprio in questi mesi, diciamo. Tralasciando l'altra velocità, ma connessa ad essa, un intervento sicuramente estremamente importante è il collegamento con l'aeroporto. Un'opera fondamentale secondo noi perché di fatto collega quello che è il principale aeroporto del Veneto e uno dei principali d'Italia alla rete ferroviaria. Questo è un intervento che, come probabilmente molti di voi sanno, è molto avanti, è già stato aggiudicato a un gruppo di imprese nel novembre del 2022, ha il target di conclusione lavori al 2026, essendo finanziato con fondi PNRR. È un intervento particolarmente articolato, ha il famoso cappio di ingresso all'aeroporto che possiamo vedere più nel dettaglio qui, ha circa 3 km sono in galleria, una stazione che è diciamo al di sotto interrata e che avrà dal punto di vista avrà anche un certo pregio architettonico come stazione di aeroporto. Andando avanti un po', e adesso volevo fare un focus su interventi diciamo minori, ma per noi come regione importanti, anche perché su
su una buona parte di essi abbiamo anche contribuito con lo sviluppo del progetto, quindi uno di questi, che è un lavoro attualmente appaltato da pochi mesi, è il raddoppio della tratta Padova-Vigo d'Arzere con realizzazione di un nuovo ponte sul Brenta e la demolizione del vecchio ponte che di fatto risale alla fine della seconda guerra mondiale, è stato ricostruito dopo i bombardamenti, ancora in esercizio. Questo è un intervento che abbiamo progettato anche noi come Regione, passando il progetto definitivo a RFI, che l'ha completato in alcune parti e poi l'ha portato in appalto, e i lavori sono stati consegnati qualche mese fa. Parliamo di un investimento di circa 40 milioni. Sicuramente la parte più interessante dell'intervento è proprio la struttura del nuovo ponte, che ha un particolare pregio anche ingegneristico e che finalmente consentirà il raddoppio della linea e l'eliminazione di quella strozzatura che oggi esiste in uscita dalla città di Padova. Sto correndo, ma se avete qualche domanda potete pure fermarmi. E un altro intervento che invece attualmente RFI sta progettando, e anche questo è stato un lavoro che abbiamo portato avanti in sinergia con la società dal punto di vista progettuale, è il raddoppio della tratta Maerne-Castelfranco. Qui Regione ha contribuito redigendo di fatto una progettazione definitiva che RFI adesso sta riaggiornando alla luce di alcune sue esigenze interne, ma anche alla luce del caro materiale ovviamente, e per definire il costo complessivo dell'intervento. Quindi qui si tratta di raddoppiare tutta la tratta di linea tra Maerne e Castelfranco, quindi siamo su circa 24 km di raddoppio della linea Venezia-Bassano del Grappa. Interessa tutta una serie di comuni, Maerne, Martellago, Silzano, Annuale, Trebaselega ed altri, e di fatto prevederà anche ovviamente la soppressione di tutti quei passaggi a livello che ancora sono attivi lungo la tratta. Questo consentirà sicuramente il miglioramento del servizio di trasporto in quella linea, che è fortemente condizionato dalla presenza di un unico binario, e anche di portare a standard la segnalistica, i messaggi e quindi la linea ferroviaria stessa. Abbiamo inserito un altro intervento che sta portando avanti Infrastrutture Venete, che è l'elettrificazione della linea Adria-Mestre. È l'intervento di completa elettrificazione della linea, oggi non elettrificata, circa 46 km. L'avvio del progetto si è chiuso, è stato approvato, l'intervento è finanziato, l'avvio dei lavori è previsto per metà anno. Attualmente sono già in corso delle opere propedeutiche all'elettrificazione della linea, quindi i lavori sulle sottostazioni elettriche. Un altro ambito su cui Regione e RFI stanno collaborando e che ci interessa molto sono altre proposte di elettrificazione della linea. Ci sono delle linee per le quali è in corso l'elettrificazione, alcune sono già ultimate, hanno visto un investimento di 30 milioni circa sulla Conegliano Vittorio Veneto, la Castelfranco, Montebelluna, la Campo San Piero Cittadella. Altre sono in corso da parte di RFI, quelle su Vittorio Veneto Belluno e Treviso Montebelluna Belluno, e altre sono in programmazione, nel senso che come Regione abbiamo interessato RFI di questo e sono in corso le prime attività progettuali sia sulla Cerea Isola della Scala, sono circa 20 km con un costo previsto di elettrificazione di circa una cinquantina milioni di euro, la Lignagoro-Vigo, che sono 47 km, è un investimento di 60, e la Vicenza-Schio, che è già stata citata prima, 30 km per un costo previsto attualmente 75 milioni, ma probabilmente è molto ottimistico.
anche ad esempio per la Vicenza Schio c'è una pluralità di passaggi a livello da sopprimere, per cui RFI ha avviato i primi studi di fattibilità per la soppressione degli stessi e si dovranno avviare le interlocuzioni con i comuni per capire se le soluzioni sono percorribili o meno, insomma. Tornando un attimo al discorso soppressione e passaggi a livello, diciamo che Regione negli anni, non voglio citare l'SFMR perché è bandita a qualunque riferimento, ma ha soppresso moltissimi passaggi a livello, sia direttamente sia mediante accordi di fatto con il gestore RFI. Ha soppresso tantissimi passaggi a livello. Attualmente Regione e RFI hanno attivi due protocolli, uno del 2017 e uno del 2018. Quello del 2017 è cofinanziato, prevede uno stanziamento di circa 120 milioni di euro, la Regione l'ha cofinanziato per 45 milioni circa, e oltre ad aver finanziato tutta una serie di attività progettuali su moltissimi passaggi a livello e che si sono di fatto definiti mediante la consegna di progettazioni definitive a RFI, 9 progetti per la soppressione di circa 16 passaggi a livello, se non ricordo male. Alcuni sono già stati avviati da RFI, abbiamo dei lavori in corso annuale a Castelfranco, altri lavori dovrebbero essere consegnati a breve a Cerea per la soppressione di altri passaggi a livello su progettazioni che abbiamo svolto come Regione Veneto, e altri saranno in consegna, ci auguriamo, a breve da parte di RFI, perché l'accordo presupponeva un impegno di Regione a sviluppare i progetti e per poi vedere RFI come stazione appaltante. L'altro accordo, quello del 2018, prevede uno stanziamento di 30 milioni che abbiamo noi come Regione e stiamo approvando dei progetti definitivi. Questi sono passaggi a livello su linee minori, nel senso che questo accordo presuppone la soppressione senza esecuzione di opere interferenti, ma mediante ricuciture viarie, e quindi considera quelli che sono quei passaggi a livello minori delle linee che possono prevedere azioni di questo tipo per la loro chiusura. Cambio argomento, passo dall'infrastruttura ferroviaria alle infrastrutture stradali e iniziamo una breve visione di alcuni interventi. In primis è già citata all'inizio della relazione, insomma, Pedemontana oggi è aperta per 71 km di nastro principale, sono attivi 12 caselli e gli ultimi 23 km in buonissima parte sono già realizzati e ne è prevista la conclusione probabilmente entro fine anno, entro la fine del 2023. La Pedemontana, il casello di Montecchio ci vorrà qualche mese in più, ma non rientra nel piano economico finanziario di Pedemontana, rientra nel piano economico finanziario della Brescia-Padova. Ecco, solo per dirvi, scusi ingegnere, la disturbo, ma solo per farvi capire, quando discutevamo con il Ministero del casello di Montecchio, siamo arrivati ad un certo punto che abbiamo detto vabbè, ma se c'è già SPV che SIS che costruisce la Pedemontana, perché non gli facciamo costruire anche il casello di Montecchio e la chiudiamo lì? E sia la Brescia-Padova che RFI, perché comunque il casello di Montecchio rientra, c'è la Pedemontana che arriva, l'alta velocità che passa e il casello nuovo, quindi ci sono tutta una serie di interferenze e abbiamo praticamente chiesto giù a Roma che lasciassero costruire il casello di Montecchio a SIS, visto che era lì con i cantieri per l'ANAC, ci ha detto scordatevelo. Quindi il fatto che il casello arrivi dopo, c'era la possibilità di arrivare contemporaneamente alla chiusura, all'apertura della Pedemontana tutta complessivamente, ma purtroppo l'ANAC per valutazione, cioè per me era una cosa di buon senso, cioè io non riesco a vedere una cosa storta in un'operazione di questo tipo. L'ANAC ha detto non se ne parla neanche, quindi la Brescia-Padova ha dovuto farsi il suo
la sua gara, abbiamo dovuto fare un protocollo, mettere insieme tutte le interferenze, perché poi mettere insieme Pedemontana, RFI e la Brescia-Padova non è stato facile, ci siamo riusciti, speriamo che le finisse in pressia, ecco, diciamo così. Sì. Quindi Pedemontana è stata aperta per tratte funzionali man mano che i lavori erano completati e collaudati. L'ultima apertura, come già detto, è avvenuta il 6 aprile con lo svincolo di Spresiano Villorba e l'interconnessione con la 27. Un altro lavoro sulle infrastrutture diciamo di rango autostradale riguarda ovviamente la terza corsia. Questo è un intervento che sta avanzando per lotti e penso che sia ben noto insomma a tutti. Un altro intervento che non ho inserito ma che a questo punto vorrei citare è la terza corsia nella tratta Padova-Monselice, progetto approvato ancora nel 2022 e oggi Autostrade per l'Italia so che sta chiudendo tutte le procedure per andare in appalto, insomma, quindi dovrebbe essere un intervento che parte entro l'anno. Quindi ci liberiamo del quartiere sulla Venezia-Trieste e ne apriamo uno sulla Padova-Bologna. Inizieranno i dolori. Però ha meno criticità forse perché per la sua conformazione la Padova-Bologna si presta a un ampliamento in maniera più, almeno così dicono. Via del Mare, ecco, questa Diciamo poco. Diciamo poco, possiamo anche andare alla... Io qualche informazione. allora, questo è un La procedura di aggiudicazione è ancora in corso, quella definitiva, diciamo poco. Diciamo c'è un'aggiudicazione provvisoria, comunque parliamo di un'infrastruttura che connette il casello di Meolo al litorale, diciamo la rotatoria Frova alle porte di Jesolo, 18,6 km di infrastruttura di rango autostradale, diciamo prevede un investimento di circa 200 milioni di euro e dalla sottoscrizione del contratto di concessione è previsto un periodo di 3 anni per la realizzazione dei lavori. Cioè nel senso che è scritto, ma è ovvio che 3 anni non è, dopo la Via del Mare, il grosso problema della Via del Mare qual è? Che quando arrivo alla rotonda della Frova, per me è la rotonda del Tosano, arrivando da Verona, cioè lì mi pianto, quindi non è che ho risolto i problemi, quindi in questo tempo, nel momento in cui arriviamo all'aggiudicazione, arriveremo all'aggiudicazione definitiva, poi tutto quello che verrà dopo avrà parallelamente un tavolo in regione con i comuni e Veneto Strade, perché bisognerà assolutamente arrivare che quando la Via del Mare sarà fatta, realizzata, perché diamo per scontato che comunque verrà fatta, contemporaneamente sarà risolto il problema dell'accessibilità a Jesolo e ovviamente delle idee le abbiamo, però non possiamo pensare di arrivare a realizzare la Via del Mare, arrivare alla rotonda e dopo, quando siamo arrivati alla rotonda, dopo da lì cominciamo a lavorare per pensare come risolvere il problema dell'ulteriore tratto. No, vabbè, ma allora, procedendo adesso vorrei passare a interventi stradali invece non di rango autostradale e i primi che volevo mostrarvi sono le 3 varianti, diciamo, oggi aggiudicate da ANAS propedeutiche ai mondiali di Cortina 2026, quindi la variante di San Vito che prevede un investimento di circa 64 milioni di euro, un intervento di 2,3 km, sono tutti, questo e gli altri due, i successivi 2, tutti localizzati lungo la statale 51, e poi c'è la variante di valle di Cadore, parliamo di 1,1 km, con una galleria di 600 metri circa, prevede un investimento di 75 milioni, e la variante di Tai. La variante di Tai, diciamo, circa 1 chilometro, 800 metri di galleria e altri 170 di galleria artificiale, e qui l'investimento è più elevato e quindi sono 109 milioni circa di investimento, e quindi complessivamente parliamo di 240 milioni di investimento sulla 51 per le 3 varianti.
un altro intervento su rete statale che recentemente è in fase di valutazione di impatto ambientale ma che si sta per chiudere, è la variante alla statale 12 di Buttapietra, recentemente anche licenziato dal Comitato Via Regionale con il proprio parere, e questa è una variante alla statale 12, interessa i comuni di Verona, Casteldazzano, Buttapietra, Vigasio e Isola della Scala. È un intervento di una lunghezza di 14 km con un investimento di oltre 220 milioni di euro. Quest'altro intervento invece è la variante della statale 10. Questo è un intervento in corso di sviluppo progettuale da parte di Veneto Strade. È finanziato un primo lotto funzionale, trattasi della variante diciamo da Carcere a Legnago della regionale 10, oggi statale 10 perché è stata riclassificata, cui è in corso, dicevo, un primo lotto funzionale che è finanziato vale circa 89 milioni, e lo vediamo nella slide successiva. Si collega a Carceri e finisce diciamo nella zona di Borgo Veneto e quindi nelle vicinanze della 31 Sud. Prevede 3 svincoli e un investimento di 89 milioni e parliamo di circa 6,5 km di intervento. Questo è un particolare architettonico diciamo delle infrastrutture di Scavalco. Corro un po' per non era troppo lungo. Un altro intervento è finanziato per cui è stato recentemente pubblicato il bando di gara da parte di Veneto Strade, è il secondo lotto diciamo della cosiddetta Grezzanella, e quindi il completamento della variante a Villafranca di Verona, per cui era già stato realizzato un primo lotto che peraltro aveva soppresso, anche se non erro, 3 passaggi a livello. Questo intervento vale circa 35 milioni, chiude quindi l'anello di variante, prevedendo l'ulteriore chiusura di altri 2 passaggi a livello. L'intervento è anche questo finanziato e ci auguriamo che venga appaltato entro fine anno. Un ultimo esempio su un'infrastruttura stradale che ci tenevamo a fare era l'intervento appaltato qualche mese fa lungo la statale 50, sviluppato da Veneto Strade anch'esso, e che peraltro il cui finanziamento è stato frutto anche di una collaborazione tra enti, tra Ministero, ANAS e Provincia di Trento. Dico Ministero perché si sono utilizzati anche dei fondi di comuni di confine. È un investimento da 25 milioni, qui i lavori sono in corso e prevede la realizzazione di una galleria di circa 1 chilometro che va a sanare quello che era una strettoia e anche un punto abbastanza pericoloso per chi conosce. Sì, l'avete fatto un caro materiale. Un caro materiale, sì. Dai 25 e ANAS si è trovata su doverne mettere altri 6. Ci sono altri interventi, ma correrei insomma che sono in fase di programmazione, ne abbiamo citati alcuni: il completamento del Teraglio Est, il quarto lotto della tangenziale di Treviso, su cui si vorrebbe partire a breve con una nuova proposta progettuale, e legato all'intervento della 10 anche la variante di Cerel Sanguinetto. Quindi fare saltare la parte del ciclabile. La saltiamo. Mettiamo tanti soldi anche sulle ciclabili e la mobilità sostenibile. Sì, e sulla Treviso Stiglia possiamo fare un inciso. È un intervento di mobilità ciclabile che la Regione ha finanziato per una cifra complessiva di 27 milioni, è diviso in 7 lotti funzionali. I lavori oggi sono in corso e di fatto completa l'itinerario della Treviso Stiglia con quello già realizzato fino a... questo è un dettaglio dei lotti. 2 parole 2 è un altro intervento di ciclabilità
molto interessante quello che si sta cercando di chiudere la fase approvativa sulla ciclovia del Garda a Torri del Benaco, per completare un po' l'itinerario del Garda. E altre, sarò brevissimo, ho quasi concluso. Come rete infrastrutturale volevamo anche citare la rete di navigazione, ne aveva già parlato il collega Menin precedentemente. C'è una rete gestita dalla Società Infrastrutture Venete di 500 km di rete navigabile, 275 km appartengono alla rete TEN-T e la società gestisce 25 conche, 16 delle quali automatizzate e le 6 le sta lavorando per renderle automatizzate. Sarò rapido su questa rete di navigazione. Sono in corso investimenti per circa 55 milioni per questi interventi, che sono adeguamenti di fatto di ponti ferroviari e ponti stradali in modo da renderli compatibili con le necessità della navigazione. Quindi abbiamo tutta una serie di investimenti programmati e in corso di sviluppo. Altri interventi li vedete in questa slide, sono delle manutenzioni, anche dei revamping di impianti per rendere il sistema più governabile da remoto e diciamo anche degli scavi su alcune tratte della rete per adeguare la quota di fondali. Io chiuderei e vi ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie Zanin. Adesso volevo fare due considerazioni e due quesiti anche. Della Padova-Bologna alta velocità, se se ne può parlare o se è una cosa che è troppo fastidiosa, e poi l'applicazione dell'idrogeno, tecnologia dell'idrogeno per le tratte diciamo poco frequentate, dove è necessario fare l'elettrificazione. È stata valutata la possibilità di utilizzare questo sistema? Grazie. Grazie a voi. Allora, parto dall'idrogeno. L'idrogeno applicato ai trasporti, io non sono un tecnico, ma faccio fatica a vederci dentro, cioè nel senso che comunque noi abbiamo una rete, parlo della ferrovia, che è comunque elettrificata, e quelle aree che avevano delle difficoltà sono state elettrificate, c'è una previsione di elettrificazione. Andare a parlare adesso di idrogeno diventa complicato. Abbiamo incontrato proprio ieri Alstom che ci ha parlato di fatto di come possiamo chiamarli, bimodali, non so, sì, bimodali, e perché ci sono delle linee, cioè, allora, io sono sempre molto, molto sincera nel mio approccio, cioè nel senso, la Verona-Rovigo, se io vado a guardare i flussi di mobilità, io ho flussi di mobilità da Legnago a Verona. Da Legnago a Rovigo è morte sociale a tutti i livelli. Allora, andare a pensare che ovviamente io devo garantire un servizio efficiente da Verona a Rovigo. Andare a pensare che io devo spingere RFI per fare l'elettrificazione da Legnago a Rovigo, che comunque nell'efficienza del servizio non mi porterebbe questi vantaggi in più, anche perché il binario è unico, quindi non è che posso fare miracoli, questi vantaggi in più, io piuttosto quei soldi li investo nella Vicenza Schio, che ha delle potenzialità di efficienza del servizio e di un modello di esercizio veramente che può arrivare a numeri di trasporto di persone importanti, a ragionare sulla Rovigo-Verona con treni comunque elettrici. Ieri mi parlavano di elettrico batteria o addirittura elettrico idrogeno, sfruttando magari la centrale dell'ENI che
vogliono fare ad idrogeno, che vogliono fare a Marghera, non so adesso dove la vogliono, dove esattamente è posizionata. Però ecco, sui trasporti io sono molto fredda su questa cosa, ma anche perché il Veneto ormai si è proiettato verso l'elettrificazione. Cosa faccio? Da Venezia a Belluno metto i treni ad idrogeno, e cosa faccio? Butto giù i pali dell'elettrificazione che abbiamo combattuto per anni per ottenerla. Cioè non ha senso, dobbiamo partire da oggi e vedere dove comunque io ho delle difficoltà, eventualmente integrare con treni bimodali. L'altra domanda che aveva fatto non mi ricordo più. Bologna. La Bologna-Padova, scusate. Allora, sulla Bologna-Padova ci sono nel contratto di programma di RFI 160 milioni di euro per il potenziamento. Io ho fatto fare una relazione ad RFI per chiedere, cioè mentre il corridoio del Brennero io ce l'ho saturo, ok? Dal punto di vista ferroviario e anche autostradale, e io ho bisogno del raddoppio della ferrovia perché non ci stanno treni merci, non ci stanno ulteriori treni alta velocità, dopo insomma chiamateli come volete, o treni regionali. Sulla Padova-Bologna io non ho la linea satura, il raddoppio della linea, da ignorante dico non ha senso se non ho la linea satura. RFI si deve dare una mossa, ne abbiamo parlato 15 giorni fa che siamo andati giù dall'ingegner Macello, perché 160 milioni deve cominciare a spenderli e potenziare la linea. Poi se io potenzio la linea, tra il potenziare la linea e fare l'alta velocità, cioè ho 5 minuti di differenza. Volete guadagnare 20 minuti sulla Padova-Bologna? Tiriamo via la fermata di Rovigo, che ne guadagniamo 20? Monta su mai nessuni? Cioè, quello di Rovigo io ce l'ho sempre intorno. Io ho un ingegnere che viene da Rovigo, anche l'architetto Malengo viene da Rovigo, però io ho qualcuno che ma non perché voglio tirare via la fermata, perché se volete andare velocemente ci guardiamo negli occhi e facciamo due discorsi seri. Il quadruplicamento non ha senso se non ho la linea satura, la devo velocizzare perché tra il quadruplicamento e la velocizzazione alla fine ho una differenza di pochi minuti, ma vale la pena andare a quadruplicare la linea quando non ho la linea satura? Comunque l'impatto... Guardate che io ho fatto per un anno, ho ricevuto mozioni approvate da tutti i consigli comunali della linea, attraversati dalla linea, che io vi giuro che se io vado là e gli chiedo ma state parlando di potenziamento o state parlando di quadruplicamento? Non lo sanno neanche, cioè non sanno neanche che cosa hanno scritto, non sanno neanche che cosa volevano. Cioè, allora, ritorniamo sempre al discorso di prima, ok? Servono comuni più grandi. Allora, io sulla Padova-Bologna continuo a dire RFI deve mettersi in moto per spendere questi 160 milioni, ok? Fine, che già ci sono. Poi, spesi 160 milioni con il potenziamento, ragioniamo su che cosa si può fare in un secondo step. I 2 anni che io ho fatto con Toninelli, che Toninelli diceva no TAV, perché io ho dovuto patire anche 2 anni con Toninelli. Toninelli diceva no TAV e io gli dicevo non dite no TAV, sì TAV, perché l'alta velocità deve essere fatta. Dopo, non è che l'alta velocità a me serve per arrivare 5 minuti prima. Siamo tutti d'accordo che i 5 minuti non ti cambiano la vita. A me l'alta velocità serve, perché l'alta velocità vuol dire quadruplicamento della linea, raddoppio dell'esistente, chiamatelo come volete, e vuol dire più treni regionali, più treni veloci e più trasporto merci. Ma quello che è complicato è fare politiche di incentivazione sul trasporto merci via ferrovia. Perché io posso anche fare il raddoppio la realizzazione del tunnel di base del Brennero, posso fare il raddoppio del corridoio mediterraneo, posso fare l'ingresso di Verona Nord, posso fare la circonvallazione di Bolzano e di Trento, ma se poi non faccio politiche di incentivazione, queste merci continueranno ad andare sulla gomma. Allora, all'investimento infrastrutturale poi serve la politica, ed è la politica che può fare la differenza, con le scelte di visione. Se io faccio la pista da bob a Cortina
e poi non faccio una politica di incentivazione affinché le gare vengano fatte a Cortina sul bob, skeleton e tutto quello che ci va dietro, che cosa succede? La pista da bob tra 10 anni la chiudo. Ma è la stessa cosa sì, anche molto probabilmente anche prima, però è la stessa cosa dell'infrastruttura ferroviaria dell'alta velocità, è la stessa identica cosa, il principio è quello. Quando io ho fatto l'investimento infrastrutturale, poi serve la politica, ma se la politica non ci mette la testa dentro, certo che finché cambiemo in 7 anni 5 ministri, dove io che nemo? Cioè, da nessuna parte, ok? Quindi questo paese ha bisogno di stabilità, ha bisogno di visione, ha bisogno di rendersi conto che l'investimento infrastrutturale poi ha bisogno di scelte politiche. La Pedemontana, certo costa cara, sì, certo la costa cara, 70% in trincea, è bella. Raga, tutti gli uselini sulle barriere antirumore, ai quadratini tutti colorati, tutti in trincea, impatto ambientale zero, perché l'importante è l'impatto ambientale zero. Sì, ho capito, bella, da morire, però adesso non potete venirmi a dire che la costa tanto, perché non è che si può pensare di fare le infrastrutture d'oro e dopo le si paga con il bronzo, perché è questo il problema. Il problema è che quando i sindaci mi vengono a dire che la Pedemontana non ha le opere complementari, la Pedemontana ha 68 km di opere complementari. Sapete quali sono le opere complementari che mancano alla Pedemontana? Perché la Pedemontana ha 16 caselli, uno ogni 5 km e 9. E ogni comune che ha il casello mi dice, ma amico il casello, a me passa il camion dal centro abitato? E io allora, quando mi dicevano così, perché dopo mi parte l'embolo, chiamai l'ingegner Vernizzi e gli ho detto, Silvano, mi scusi un attimo, perché la Pedemontana ha 16 caselli? La sua risposta è stata, perché se non facevamo 16 caselli non riuscivamo a farla, perché i sindaci, ognuno voleva il casello. E sapete perché i sindaci volevano il casello? Perché volevano la variante al centro abitato, perché creato il problema poi volevano la variante. Invece adesso la variante non c'è e i camion si etiene. Punto, basta. Cioè o la visione la facciamo seriamente e ci guardiamo negli occhi. La SR10 doveva costare 100 milioni, la variante. Io ho preso il sindaco e gli ho detto, Patti Chiari e Amicizia Lunga, se costa 100 milioni la facciamo velocemente, da Legnago a Carceri. Se tutti cominciate a chiedere l'uscita, la bretellina e la variante e la tangenziale, mi va su il prezzo, non è che ve la faccio in pochi anni, va su il prezzo, la vedete tra tanti anni. Sapete quanto siamo arrivati ante caro materiali? Con la variante la SR10 a 400 milioni di euro. Cioè, ma dopo non mi possono venire a dire bisogna realizzarla velocemente. Montagnana ha chiesto 3 svincoli, 3. Adesso c'è però se no non ti approvano il progetto. Se fosse mica, dico, la variante alla regionale 10, ciao. Adesso è cambiata l'amministrazione nuova dice togliamo 2 svincoli, sono inutili 3 svincoli. Però, cioè, capite che e ritorniamo, io potrei rimanere qua una settimana a parlarvi di infrastrutture e di trasporti, ma il problema della parcellizzazione degli enti locali in Veneto ritornerebbe su ogni argomento. Basta farmi domande, perché sennò ve lo dito che stiamo qua una settimana. Basta, prometto. L'unica considerazione, noi come ingegneri possiamo far poco sull'aggregazione dei comuni, quindi possiamo solo recepire questo messaggio politico. Voi quando parlate dite che c'è bisogno di creare enti locali più grandi, ci date una mano. Va bene. Chiamo Eleonora Malengo, architetto, per parlare di digitalizzazione e altre tematiche. Grazie. Allora, intanto faccio una premessa dicendo che il settore dei trasporti ad oggi incide ancora molto sull'ambiente e quindi in termini di emissioni chiaramente nell'atmosfera.
Pertanto l'Europa, che si è posta come obiettivo quello della riduzione del gas serra di circa il 60% nel 2050, dovrà dotarsi, e quindi insieme anche l'Italia, di tutta una serie di strumenti per, diciamo, guidare quella che deve essere la transizione verso un trasporto più pulito, più efficiente e anche più sicuro. In questo si inserisce perfettamente il più volte citato piano regionale dei trasporti, che chiaramente ha una visione di sostenibilità sia di natura di tipo economico, sociale ed ambientale. Come è stato detto, è un piano a processo, quindi supera la concezione della pianificazione classica, perché è in grado di aggiornarsi sulla base di quelli che sono, diciamo, gli esiti del monitoraggio in termini di efficacia e di efficienza degli interventi che sono stati programmati, e si posta quindi, ha organizzato in obiettivi, strategie e azioni, e tra gli obiettivi principali sono stati indicati quelli sicuramente della riduzione della sicurezza stradale, della riduzione del congestionamento anche delle strade, quindi e poi anche quello di sviluppare dei servizi di trasporto pubblico con l'obiettivo di aumentare lo shift modale da trasporto privato a trasporto pubblico, e chiaramente quello della riduzione delle CO2 e dei PM10. Le strategie principali sono quelle di sviluppare infrastrutture e servizi per un trasporto pubblico regionale integrato, intermodale, efficiente, quindi sostenere la transizione verso la mobilità sostenibile, promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità e definire un approccio integrato degli standard tecnologici per lo sviluppo di un ambiente unico ITS DCT regionale, e chiaramente strategie di governo, programmazione e controllo. In questo ho indicato alcune di quelle che sono state le azioni principali che sono state svolte, chiaramente non sono tutte, anche perché anche quando prima si parlava di elettrificazione delle linee ferroviarie rientra anche questo nel tema della sostenibilità. Però in questo caso mi sono concentrata più che altro su quella che è la sostituzione dei mezzi che attualmente utilizzano sistemi di alimentazione inquinanti, quindi a gasolio, attraverso quella che è stata l'assegnazione di risorse per la sostituzione di questi mezzi con mezzi ad alimentazione elettrica o metano, e anche per la realizzazione di infrastrutture dedicate, quali ad esempio le colonnine di ricarica. Poi abbiamo anche assegnazione di risorse per la sostituzione del materiale rotabile dei treni e di interventi di elettrificazione delle infrastrutture ferroviarie, assegnazione di risorse per la mobilità ciclabile, per la promozione chiaramente di mezzi ecosostenibili come quello della bicicletta, e l'assegnazione di risorse per la sperimentazione di biglietto unico e per la digitalizzazione del settore dei trasporti. Qui ho riepilogato un po' alcuni numeri, perché per la sostituzione degli autobus negli ultimi 3 anni sono state impiegate risorse per circa 470 milioni di euro. Il riparto che è stato svolto appunto dalla Regione del Veneto per l'acquisto di mezzi ad alimentazione elettrica o metano, per la realizzazione di infrastrutture dedicate. Circa 130 milioni di euro negli ultimi 3 anni per la sostituzione di treni, quindi treni elettrici o ibridi, tramite chiaramente riparto di fondi ministeriali, circa 155 milioni a partire dal 2015 di risorse per la realizzazione di piste ciclabili, e poi per la digitalizzazione dei trasporti circa 1 milione di euro per la sperimentazione di biglietto integrato e la creazione di un hub regionale. Tenuto conto che il settore della digitalizzazione in Regione del Veneto è seguito da un altro assessorato, quindi chiaramente sono molto di più gli investimenti sul tema della digitalizzazione. Qui ho concentrato quello che riguarda espressamente la parte dei trasporti. In che modo la digitalizzazione influisce sulla mobilità? Allora, gli importanti progressi che sono stati fatti, come l'intelligenza artificiale, le reti 5G, il cloud, guidano la trasformazione digitale nel settore, quindi i veicoli autonomi sono in aumento, i nuovi servizi di mobilità abilitati dalle piattaforme digitali stanno cambiando il modo in cui ci muoviamo, dalla mobilità condivisa come il bike sharing, che magari tempo fa la mobilità condivisa era proprio fuori da quelli che sono i comportamenti, alla mobilità as a service, quindi la mobilità come servizio. Dati generati e scambiati dai veicoli stanno chiaramente aumentando,
e nuove abitudini e comportamenti causati dalla digitalizzazione. Quali sono i vantaggi? I vantaggi: una mobilità connessa e automatizzata può rendere le strade, le ferrovie e i corsi d'acqua più sicuro. Chiaramente, ottimizzando l'uso dei veicoli si può migliorare l'efficienza, ridurre la congestione e contribuire a ridurre le emissioni di gas. La mobilità come servizio, quindi consentendo viaggi multimodali, quindi attraverso l'accesso ad alternative più ecologiche, sfruttando la complementarietà tra i diversi modi di trasporto. La messa in comune e lo scambio di dati sulla mobilità, che possono migliorare la sincronizzazione tra i diversi modi di trasporto e le diverse infrastrutture, e possono anche monitorare per l'autorità pubblica le attività, diciamo, di trasporto, il loro impatto, e pianificare le infrastrutture. Le sfide: ridurre la complessità, perché attraverso l'ausilio di strumenti digitali bisogna semplificare quella che è la sinergia fra gli operatori. Il settore dei trasporti rappresenta un ecosistema complesso. I processi coinvolgono infatti molti soggetti e operatori, ciascuno portatore di un diverso grado di digitalizzazione. Migliorare la trasmissione e la raccolta delle informazioni. La sicurezza dei dati, il tema della sicurezza dei dati e delle informazioni, perché la digitalizzazione e l'automazione dei trasporti sollevano sfide per la protezione dei dati personali, sicurezza informatica e anche accettazione da parte degli utenti. Una gestione degli impatti sociali, ad esempio l'accettazione sociale della mobilità a guida autonoma, che sarà fondamentale chiaramente per la sua diffusione. Adesso qui ho riportato alcune attività che sono state svolte, quindi alcune gestioni innovative attraverso l'utilizzo di quelle che sono state le sfide diciamo tecnologiche. Ad esempio la Regione del Veneto, in occasione dei mondiali del Giro d'Italia di sci e del Giro d'Italia del 2021-2022, ha testato con successo un modello di approccio per il coordinamento della mobilità interregionale in caso di grandi eventi. È stato sottoscritto un protocollo fra gli operatori di mobilità e le concessionarie autostradali che ha permesso di gestire al meglio la sicurezza. Un modello che ha funzionato senza costi aggiuntivi a carico degli enti pubblici territoriali. Questi sono i partner che sono stati coinvolti: la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, l'ANAS, Autostrade per l'Italia, la Brescia Padova, Autovie, CAV, Veneto Strade, Friuli Venezia Giulia Strade e poi Infoblu di Telepass. Il modello è stato quello di sottoscrivere un protocollo di intesa, poi è stata allestita una situation room, una sorta di torre di controllo presso la sede di CAV, con postazioni dedicate alla gestione e al coordinamento anche su strada, e poi la raccolta di questi dati in una piattaforma e restituiti sotto forma di app di tutte le informazioni raccolte, che sono state rese disponibili ai cittadini e a chi si spostava sul territorio. Altra iniziativa che sta portando avanti la Regione del Veneto è appunto quella della creazione di un hub regionale della mobilità, al fine quindi di costruire una rete tra i diversi operatori e comporre offerte coordinate di viaggio da sottoporre agli utenti finali. Si tratta di un contenitore, un punto di accesso unico di tutti quelli che sono i dati sul trasporto in prima battuta del trasporto pubblico locale, per rispondere a una specifica richiesta sia di un regolamento europeo ma anche da parte del Ministero, con il quale è stata sottoscritta una convenzione, ma anche come supporto all'operatività quotidiana degli operatori della mobilità. E poi una piattaforma a servizio con offerta di servizi integrati proprio per l'utilizzo da parte degli utenti. In un'ottica chiaramente MAS. Si tratta quindi di un primo tentativo per arrivare poi al bando MAS che noi parteciperemo come Regione del Veneto. Ho riportato la sperimentazione del biglietto unico integrato proprio per incentivare la intermodalità tra quindi l'utilizzo del trasporto pubblico. È una sperimentazione che è stata avviata a partire dal 2021, che ha riguardato un asse Verona-Venezia, dove sono stati definiti uno o più titoli di viaggio elettronici interoperabili con tariffe integrate. Sono state definite delle procedure di gestione dei titoli di viaggio, quindi il clearing, e questo grazie quindi è stata messa a disposizione anche un'app
chiaramente sia per le informazioni relative alla durata, alla validità e i mezzi con cui era possibile viaggiare, ma anche per l'acquisto del titolo di viaggio integrato. Questi sono i partner, sono prestati chiaramente, e trattandosi del bacino urbano e di Venezia e del bacino urbano di Verona, oltre che il collegamento ferroviario, sono stati AVM ACTV, sono stati l'azienda ATV di Verona e poi Infrastrutture Venete, Trenitalia e il Verona Bike, oltre che OpenMove, che è la società che aveva realizzato l'app. In questo rientrano, nella gestione diciamo innovativa, rientra anche l'utilizzo dei droni nel contesto autostradale di CAV, su cui quindi la Regione del Veneto comunque partecipa attivamente, e quindi l'utilizzo di questi droni che vengono utilizzati sia per il monitoraggio degli asset autostradali di CAV, quindi segnaletica, guardrail, barriere, ma anche per la visualizzazione in tempo reale e gestione degli eventi particolari non programmati, quali incidenti, rallentamenti o altro. In questo chiaramente la Regione è partner insieme con CAV nella sperimentazione dell'utilizzo dei droni. Chiaramente qui ho riportato quelli che sono ad oggi insomma, gli eventi non programmati che possono essere rilevati, considerato che i droni si possono muovere molto più facilmente anche per la sicurezza degli stessi operatori. Altro ambito in cui la Regione del Veneto è impegnata insieme con CAV è nel progetto di realizzazione delle roads, che si tratta di un progetto innovativo tecnologico, che si tratta di una sorta, diciamo così, di miglioramento di quello che era stato anche le smart road, quindi le strade intelligenti, dove, come vediamo, abbiamo un'interazione tra il veicolo e la strada, necessario per il raggiungimento di livelli sempre più evoluti di guida assistita, fino al conseguimento della guida completamente autonoma. Il monitoraggio in tempo reale dello stato delle infrastrutture, del traffico e degli eventi con tecnologie 4.0 dispositivi smart, la raccolta dei dati attraverso droni, sensori, tablet, smartphone, totem e dispositivi, rete di distribuzione e sistema di esazione Free Flow. Questo è il progetto, quindi sempre ROADS di CAV, in cui abbiamo la gestione del traffico, l'infomobilità e poi l'asset management. L'accordo programmatico tra ANAS e Regione riguarda anche circa 400 km di strade smart nel Veneto, dove abbiamo quindi connettività, dove vengono chiaramente ci sono attraverso l'utilizzo di sensori per quindi connettività per la guida autonoma, infomobilità in tempo reale e poi anche servizi a bordo, quindi quali alert sulla sicurezza, infomobilità, condizioni meteo, servizi a bordo e servizi alla logistica attraverso appunto la restituzione su un'apposita app. Infine, ulteriori iniziative che sono sempre in corso per l'innovazione. Allora, la Regione del Veneto attua la propria politica, diciamo, di governance anche attraverso la stipula di un protocollo di intesa che è stato sottoscritto con ENAC a marzo del 2022 per lo sviluppo dei servizi innovativi tecnologici di mobilità aerea avanzata e quindi per l'utilizzo dei droni anche per il trasporto di medicinali o comunque di merci di piccole dimensioni. Si prevede poi quindi la redazione di uno strumento ricognitivo di quello che è del fabbisogno della mobilità aerea avanzata nel 2023 tramite questo accordo tra ENAC, Regione Veneto e SAVE, e la valutazione di proposte di progetto per la realizzazione quindi di vertiporti, quindi di aeroporti dedicati proprio per i droni. Altra iniziativa importante è quella nel 2022, il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto e CAV per la sperimentazione dell'Hypertransfer in Veneto. E infine il progetto Spice Economy, finalizzato al monitoraggio territoriale per questioni di prevenzione, di emergenza e gestione di grandi eventi, ad esempio le Olimpiadi del 2026, da finanziarsi quindi tramite PNRR. E quindi questo sarei concluso. Sono stata veloce? Chiaramente se ci sono domande resto a disposizione. E direi di passare velocemente, invito Katy Mandurino, la giornalista, che
si occuperà della tavola rotonda. Grazie. Allora, grazie, ci vuole uno spostamento veloce di protagonisti, perché chiamo qui con me Massimo Coccato, consigliere FOIV, Paolo Ghiotti, presidente dell'Ance Veneto, e Alessandro Banzato, advisor e rappresentante qui per Confindustria Veneto, advisor per le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Allora, io mi siedo qui, visto che siamo già in questa posizione, e facciamo una tavola rotonda un po' stringata perché il tempo è poco, ma del resto il dibattito è stato interessante, le informazioni che ci ha dato finora l'assessore sono state interessanti, quindi, come dire, già una parte di quello che avremmo potuto discutere qui è stata già in qualche modo anticipata. Alle 5 2 di voi se ne andranno, perché non abbiamo moltissimo tempo, ripeto, per cui io vi raccomando 5 minuti a testa, così riusciamo a fare un giro e tutti possono parlare, e l'assessore alla fine può anche rispondere alle vostre riflessioni, e comincerei subito con Massimo Coccato, consigliere FOIV, ripeto, al quale chiedo intanto una valutazione di questo piano e anche quale può essere il ruolo degli ingegneri del Veneto a fronte di tutte queste iniziative che prevede il piano. Prego, la cronometro, dopo 5 minuti la blocco. Benissimo, sarò veloce, come più o meno tutti hanno fatto, perché gli argomenti trattati erano ampi e complessi, quindi una sintesi. E cercherò di farlo SFMR, senza fare mai riferimento all'SFMR. Va bene? Ok? Quindi, no, la prima cosa importante è intanto un ringraziamento all'assessore. Devo dire che parlare a tutti noi, illustrare nel dettaglio il piano è di fondamentale importanza, perché lo sviluppo del Veneto passa attraverso il potenziamento del nostro sistema trasportistico, e di conseguenza stiamo delineando ciò che il Veneto sarà nel futuro. Gli ingegneri amerebbero dire qualcosa in questo contesto, perché poi saremo quelli chiamati a realizzare, a mettere a terra tutto ciò che si sta pensando. In particolare mi ha colpito nell'ultima presentazione, quando si parla di tecnologia, quando si parla anche di sistemi innovativi, il coinvolgimento di tutti i nostri colleghi, primo settore, civile ambientale, industriale, macchine moderne, informazione, quindi tecnologia e informatica. Quindi ci siamo su tutti i settori, e su questo, diciamo, è già il nostro compito professionale. Come Federazione degli Ordini ci vorremmo mettere a disposizione per aiutare l'avvio e diciamo, la realizzazione di questo piano. Perché? Perché molte volte scontiamo, abbiamo parlato di lentezze nel poter realizzare ciò che si pensa, e quindi magari un coinvolgimento dal basso degli attori, dei portatori di interesse, anche con il nostro aiuto potrebbe aiutare, come in questa occasione, spiegare meglio per poter far accettare di più. Quindi questo è sicuramente un compito che ci appartiene. Il secondo ambito, probabilmente di aiuto e supporto, è legato a un altro dei nostri compiti istituzionali, che è la formazione. Per cui se riusciamo a fare formazione anche rispetto a ciò che potrà essere, aiutando quindi anche a far comprendere meglio e a far crescere lo sviluppo tecnologico che accompagna tutte le nostre attività, probabilmente riusciremo a velocizzare questo processo. Infine, diciamo, l'interesse e la volontà nostra è proprio quella di poter partecipare nello sviluppo anche della fase programmatoria. Si è parlato di necessità di avere degli riferimenti, come dire, pochi riferimenti efficaci ed efficienti. Ci ritroviamo abbastanza come ingegneri in questa definizione, e quindi probabilmente riuscire ad essere presenti a supporto, certamente mai con la presunzione di poter sostituire, ma a supporto dei vostri tavoli, che appunto ho sentito essere numerosi,
nel momento in cui si sviluppano le idee e si cercano un po' di renderle concretizzabili, e questo è sicuramente l'ulteriore aspetto fondamentale della nostra presenza e anche della volontà di aver, come dire, lanciato questa iniziativa. Quindi totale apertura a essere anche noi un attimino mobbizzati, visto che lei già ha provato a farlo con i suoi colleghi, li aiutiamo anche noi. Grazie mille. Facciamo un applauso che così ci rivitalizziamo un attimo. Ha utilizzato anche un minuto in meno, per cui grazie anche per questo. Paolo Ghiotti, presidente di ANCE Veneto. Anche l'ANCE ha un ruolo importante nella realizzazione di questo piano, anche alla luce delle tempistiche da una parte, della fortissima urbanizzazione di questa regione dall'altra, e di tutta un'altra serie di problematiche che sono anche legate al PNRR, eccetera. Qual è il suo commento e anche la sua visione del futuro del Veneto in termini di infrastrutture e trasporti? Grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie per questo, sì, e grazie anche per questo invito, questo momento che oserei dire, sì, e difatti sono un po' meno amico di quanto lo ero prima, visto che ero vivo, è stato un po'... No, ma ovviamente scherzo. No, dicevo grazie per questo momento, perché i problemi che abbiamo sentito poc'anzi citare sono veramente problematiche importanti, per cui non si possono, per usare il termine che ha usato la nostra Presidente, a scatola chiusa risolvere. Quindi ben venga la competenza di più categorie che sono in grado di sviscerare le problematiche nei vari concetti per essere poi efficienti ma soprattutto efficaci. L'edilizia sì, certo ha un ruolo estremamente importante, anche perché stiamo sopportando dei passaggi che sono delle problematiche talmente veloci, talmente complesse, che oserei chiamare quasi siamo in un cambiamento d'epoca, no? Più che momenti di cambiamento. È talmente complessa che quindi dobbiamo affrontare le cose veramente tutti assieme, perché tutto sommato quello che vogliamo è condividere i concetti per risolvere i problemi che sono poi quelli che è la salvezza tutto sommato anche del nostro pianeta, che non può sicuramente più sopportare situazioni disattente. E per dire questo vorrei raccontarvi un paio di numeri per far capire qual è l'importanza del nostro settore all'interno del contesto generale. L'edilizia, insomma, sapete che genera il 12% del PIL, quindi è un settore importante che genera economia a livello nazionale, però è quel settore che consuma il 41% della nostra energia prodotta, è quel settore che consuma il 50% delle materie prime, è quel settore che crea il 40% dei rifiuti totali, provenienti ovviamente dalle demolizioni. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare che consta di circa 13 milioni e mezzo di edifici, il 74 edifici, non unità immobiliari. Il 74% di questi edifici, il 74%, sono nelle ultime 3 classi energetiche, E, F, G. Questo vuol dire che le nostre case sono dei motori a gasolio accesi dalla mattina alla sera. In un contesto generale, dove si parlava prima che l'Unione Europea per il 2030 ci vorrebbe attenta a quello che è il rispetto della classe E, classe D nel 2033, per gli edifici pubblici tutto anticipato a 3 anni prima. E pensando che il 110 con tutte le agevolazioni è riuscito a performare il 3,2% di tutti quelli che sono gli edifici totali della nostra Italia, beh, la vedo un po' dura poter attendere a questa situazione di cose. Che dire del nostro settore? Beh, noi appartenevamo a quella legge del 78 che parlava di espansione e quindi forse abbiamo costruito tanto, forse abbiamo costruito anche male. Dovremmo effettivamente rientrare in quelli che sono concetti di ottimizzazione del suolo, di un consumo intelligente del suolo e vedrei, capendo che il consumo del suolo passa per il
56% attraverso tutte quelle opere che sono indispensabili alla vita e al benessere di noi cittadini, che sono gli ospedali, che sono le scuole, che sono le case di riposo, che sono le ferrovie, che sono le autostrade. Il consumo intelligente è anche l'ultima bretella fatta per collegare la Pedemontana alla 27, che è riuscita a mettere in comunione dei paesi ad elevata concentrazione produttiva ed anche abitativa, ovviamente riducendo quello che è il trasporto, i consumi, il riscaldamento. Anche questo è un modo corretto per investire sul nostro territorio nell'ottica di un 2050 a consumo zero. Una bretella che oltretutto ha messo a verde, nonostante i tanti costi, però ci sono anche i rovesci della medaglia, 200.000 metri quadrati di area verde con una piantumazione di circa 9.000 alberi. Però se continuiamo così nel nostro settore non è che si possa fare tanto o che si dia una mano a quella che dovrebbe essere una svolta epocale, come dicevo prima. Perché? Perché la nostra edilizia deve un po' cambiare, un'edilizia che secondo me continuerà a crescere, ma a crescere per implosione. Cosa vuol dire? Vuol dire che non potremmo più espanderci, ma dovremmo demolire e ricostruire in situ tutti quei fabbricati, come si diceva prima, noi ne abbiamo tanti, e che oltretutto costa anche meno del restauro, e pensare ad un restauro a tutti quegli immobili che effettivamente ne hanno un pregio artistico, architettonico, che sono vincolati, perché molto spesso passa come dover restaurare, non poter demolire quei fabbricati che hanno, non so, più di 50 anni ed è magari un fabbricato dell'Ater che ha 70 anni. Beh, queste sono cose che dobbiamo demolire e dobbiamo essere attenti anche nelle nostre costruzioni a quello che è un modo diverso di vivere le case, esigenze che stanno cambiando rapidamente. Noi stiamo diventando sempre più multietnici e siamo sempre più vecchi. Probabilmente una stima nel 2050 noi avremo 5 milioni in meno di persone sulla nostra Italia e quindi avremo molte più case arredate che costano tanto anche da vendere. Ma se chiedo di concludere, Presidente. Devo concludere? Arrivi alla conclusione. Mannaggia, i concetti importanti sono la circolarità e il disassemblaggio. Volevo darvi un numero, i rifiuti che parlavo prima sono 70 milioni di tonnellate all'anno che creiamo. Vuol dire avere una fila di camion carichi lunga 24.500 km. La nostra Italia è alta, è lunga 1.200 km. Per concludere, quindi, il rifiuto deve diventare una risorsa e io vorrei appellarmi non solo a quello che è, non so, l'articolo 9 della nostra Costituzione o alle norme, alle leggi che ci dicono che dobbiamo rispettare il nostro pianeta e il nostro territorio. Sono più vicino a quella che è la filosofia, oserei dire, di San Francesco del 1200, quando diceva che questo nostro territorio noi lo dobbiamo amare e lo dobbiamo non deturbare come lo stiamo facendo. Allora grazie. Sarebbe, l'ultima battuta me lo permetta, bisognerebbe che le norme avessero un po' più di anima, cosa di cui non si parla, e per far tutto questo ritengo che sia necessario avere un po' di coraggio, quello che citavo prima, nell'espressione più semantica della parola, che è cor haber, che è quell'azione del cuore, che tutto sommato è quell'amore che ciascuno di noi dovrebbe mettere in quello che facciamo per fare bene e poter essere anch'io un orgoglioso costruttore di un futuro che sia vivibile e di una bella Italia, anche perché abbiamo figli giovani e vorremmo sperare di... E dobbiamo pensare a loro. Grazie mille, Presidente. Mi scuso per la lungaggine. No, ma insomma, aver parlato del coraggio è sempre una cosa molto bella e positiva. Dottor Banzato, abbiamo sentito parlare molto di logistica. La logistica è un nodo assolutamente fondamentale in questo piano di sviluppo e le chiedo quindi anche a lei la sua valutazione di questo piano, ma anche di parlarci di una iniziativa che Confindustria Veneto ha preso in questo senso, sempre a proposito della logistica. Prego. Beh, sul tema della logistica devo dire che mi ha impressionato. Prima credo che fosse l'ingegnere Menin che ha mostrato quella slide in cui si vedevano i vari centri intermodali che ci sono nel nostro territorio, nel territorio veneto, e devo dire che
sembrava un patchwork perché ce ne sono moltissimi sparsi in vari luoghi, alle volte molto assemblati, ma la caratteristica credo che si possa così ricavare è che sono poco interconnessi, cioè ne abbiamo molti ma che lavorano poco insieme, e credo che proprio lei, Assessore, avesse provato a fare o stia provando, diciamo, a fare un lavoro, un piano di messa in rete, di chiamiamo di far dialogare questi vari centri intermodali. La logistica è importante perché quando uno fa un buon prodotto ha fatto la metà di quello che serve per essere competitivo sul mercato. Devi fare un buon prodotto, ma lo devi consegnare nei tempi che sono richiesti dal cliente, come viene richiesto dal cliente. Io posso portare il mio esempio: noi abbiamo clienti tedeschi che ci chiedono la mattinata di consegna del prodotto, cioè mi dicono il giorno X nella mattina dalle 9 alle 11 me lo porti a casa il prodotto, per cui quando parliamo di logistica parliamo di una complessità assoluta. Un grande tema che può essere affiancato a quello della logistica, che è quello della digitalizzazione, è proprio questo, credo che fosse, Assessore, anche un po' l'intento del lavoro che lei ha messo in piedi per cercare di mettere un pochettino più in rete i vari centri intermodali. L'iniziativa di cui volevo parlare io, e che cito brevemente, è un'iniziativa che Confindustria Veneto ha varato in tempo di pandemia, credo che fosse il 2020, vero, dottor Candoni? Si chiama DILORE come acronimo, che sta per Digitale per una logistica resiliente. È nata in tempo di pandemia perché voleva favorire la consegna delle merci in maniera sicura e soprattutto voleva favorirne la tracciabilità. Diciamo che nel nostro modo di pensare può essere inserita in piano PNRR, ma nel nostro modo di pensare può essere un valido sistema e valido appoggio anche per essere utilizzato, diciamo, ora che i tempi sono cominciati a tornare normali, ma che abbiamo bisogno di sostenere la logistica con una digitalizzazione più spinta. Chiudo dicendo che in Confindustria Veneto abbiamo cominciato a guardare diciamo non solo al Veneto come piano, prima l'assessore De Berti lo ha citato più volte, il fatto che dobbiamo guardare almeno a livello Triveneto. Noi abbiamo un coordinamento che il dottor Candoni ha messo in piedi assieme al sottoscritto, che è un coordinamento infrastrutture ed è un coordinamento Triveneto. Non vediamo francamente un altro modo di lavorare, un altro modo di essere proattivi e di poter uscire con delle proposte che possano poi essere utili alla comunità. Grazie. Grazie, dottor Banzato. Allora, abbiamo 5 minuti per le conclusioni dell'assessore e anche una sorta di risposta alle riflessioni che ha sentito dai nostri 3 ospiti. Allora, ma giusto a testimoniarvi il fatto che oggi abbiamo fatto una sintesi, ma gli argomenti di cui parlare sarebbero infiniti se solo parliamo di infrastrutture e di trasporti. Cioè potremmo caricare in maniera importante, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, quelli che è il gap della Regione Veneto, perché quando abbiamo fatto il piano regionale dei trasporti abbiamo fatto tutto un elenco di criticità, di deficit, di punti deboli. Ringrazio, qui c'è anche il professor Della Lucia che ha contribuito alla realizzazione del piano regionale dei trasporti, tutto un elenco di criticità. E mi ricordo che allora il professor Cascetta mi disse: c'è qua una scelta politica, le criticità le mettiamo o non le mettiamo nel piano regionale dei trasporti? Le mettiamo, cioè se io non parto da quello che mi manca del piano regionale dei trasporti, che me ne faccio? Cioè mica devo fare il piano regionale dei trasporti per dire che son brava, va tutto bene e il Veneto è una meraviglia, cioè che abbiamo un deficit infrastrutturale, lo sappiamo, il Veneto ha avuto uno sviluppo produttivo esponenziale negli ultimi 20 anni e, a parte il passante di Mestre e a parte la Pedemontana, grandi investimenti infrastrutturali non ne abbiamo visto. Allora, io parto sempre dal presupposto che io sono ignorante
e mi considero una spugna. E la spugna assorbe da chi sa. Ok? Allora io ringrazio il Presidente perché prima ha detto noi non vogliamo sostituirci, vogliamo dare il nostro contributo, che è apprezzabile. Perché a volte magari succede che c'è qualcuno che vuole sostituirsi e allora magari anche a livello territoriale i sindaci si infastidisse, ok? Perché se uno vuole sostituirsi alla politica si candida, se uno vuole e si fa legge, se uno vuole contribuire dà il suo punto di vista, dà la sua visione, perché non c'è niente di meglio di mettere al tavolo tutte persone che hanno visioni diverse dello stesso problema e poi trovare la sintesi migliore, perché è così che si fa. Cioè quando da me vengono tante persone sullo stesso problema e ha tutti la loro idea, mettiamoci intorno a un tavolo e ne parliamo, poi discutendo, cioè dopo ovviamente ci deve essere l'intelligenza eventualmente di cambiare idea se per caso qualcuno ti dimostra che io sono arrivata in regione, facevo l'avvocato e il sindaco, io non sapevo niente né di infrastruttura, né di trasporti, né di logistica, non sapevo niente di niente, ok? Quindi avete rischiato molto, forse avete continuato a rischiare. Però prima ve l'ho detto, cioè io di fatto che cosa ho fatto quando sono arrivata in regione? Ho cominciato a studiare, ringrazio a vita gli ingegneri e gli architetti e i dottori che hanno lavorato con me, perché io mi sono messa semplicemente in una fase di ascolto, che poi l'ascolto sia dei dirigenti regionali, che l'ascolto sia del mondo produttivo, che l'ascolto sia del mondo professionale, che l'ascolto sia del mondo universitario, non è un problema. Tutti quelli che hanno qualcosa da dire lo possono dire e ben venga. Quindi il riuscire a fare le cose bene non vuol dire mettersi in una rotaia e andare avanti rigidi per la propria strada, ma vuol dire ascoltare quindi il vostro veramente approccio, raccolgo veramente con favore, perché la visione deve essere ampia, ok? Ampia, da parte di tutti. Il Presidente Ghiotti, insomma, ci siamo fatti anche delle belle discussioni, tutte positive, costruttive. Non abbiamo mai litigato, ma abbiamo discusso. Insomma, il mondo dell'edilizia è un mondo importantissimo. Muove numeri da capogiro, perché l'abbiamo sentito prima. In questi anni c'è stata una grossa discussione anche sul piano regionale trasporti, dove per tanti anni la Regione del Veneto, ma forse allora non era tanto sentita come era un'esigenza, ma non era un'esigenza come è stata un'esigenza negli ultimi anni, l'aggiornamento del prezzario regionale. Prezzario regionale che il Presidente Ghiotti lo sa, io ho sempre contestato. Da sindaco. Io ho sempre detto, però abbiamo trovato la quadra. Perché io da sindaco devo essere obbligata a trovare in bilancio 100.000 euro per fare una rotonda, poi vedermi un ribasso del 30% e spenderne 70%? Perché sono obbligata a quel 30% ad averlo in bilancio? E allora quando ero sindaco maledivo il prezzario regionale, perché lo vedevo come una cosa che mi obbligava a spendere molto di più, o comunque a impegnare molto di più rispetto a quello che effettivamente serviva. Dopo sono arrivata in regione e la delega, avendo i lavori pubblici, avevo il prezzario regionale, non so se si chiama karma o qualcosa del genere. Nel frattempo sono morte tante imprese. No, dai, ma non per colpa mia. Cioè, abbiamo fatto tanti anni che il prezzario regionale non lo abbiamo aggiornato, vabbè, la nostra richiesta c'era sempre, ma il bilancio non riuscivamo a fargli capire che era importante aggiornare il prezzario regionale. Negli ultimi anni lo abbiamo aggiornato, poi l'anno scorso c'è stato il discorso del caro materiali e c'è stato un grosso problema. Devo dire che l'anno scorso c'è stato un po' di concitazione sul discorso del piano regionale dei trasporti, che abbiamo di fatto, quello che diceva prima il Presidente, dal confronto costruttivo, siamo arrivati al 2023 con un piano regionale dei trasporti che
a livello nazionale ce lo invidiano, perché siamo riusciti, non io non ho fatto niente, zero, però le strutture insieme al Lance, insieme a Confartigianato, adesso io quando parlo di prezzario regionale di trasporto parlo sempre del piano regionale, parlo di ANCE, ma c'è anche Confartigianato al tavolo, a fare un piano con l'analisi dei prezzi voce per voce. Cosa siamo arrivati? Abbiamo 18, anche con i prezzi composti siamo arrivati a 19.000, però di tutti i prezzi singoli siamo arrivati a fare l'analisi di mercato, tanto che la provincia di Bolzano ci ha chiesto di passarglielo, la regione Lombardia ci ha detto spiegateci come avete fatto a farlo, perché l'assessore Terzi mi ha chiamato e mi ha detto io ho Lance che mi sta uccidendo perché mi dice dobbiamo fare come ha fatto il Veneto. Abbiamo fatto una riunione con la Terzi e con le strutture della Lombardia, quindi immaginatevi la soddisfazione. Scusate, è un po' di orgoglio veneto, cioè la Lombardia che chiede al Veneto di fare una videoconferenza che gli spieghiamo come abbiamo fatto a fare il prezzario, e la settimana scorsa ero al forum PA a Roma, ho fatto un convegno con la vostra presidente nazionale e effettivamente mi ha detto anche dalle analisi che sta facendo Lance si sta muovendo molto sul prezzario, quindi dal non aggiornarlo a contestazioni, a confronti costruttivi, siamo arrivati alla luce anche di quello che dicevo prima, a costruire un prezzario che ci invidiano tutti a livello nazionale. Dopo si può sempre migliorare quando si fanno le cose, però insomma è una soddisfazione anche quella. Io, ripeto, non ho fatto niente, ok? Se non che io gli dicevo, io faccio solo la guastafeste, perché approvano il prezzario regionale, io lo porto in giunta, i tecnici lo fanno, io lo porto in giunta e il giorno dopo il presidente Ghiotti al Meciama e se lamenta. Io chiamo i miei e gli dico scusate, ma al tavolo non c'è anche ANCE per il prezzario? Mi dicono sì. Allora gli ho detto c'è qualcosa che non va, si ricorda Presidente, quella volta abbiamo fatto un incontro, chiamo il Presidente Ghiotti, facciamo un incontro e gli dico scusate, ma mi spiegate perché siete al tavolo e non si mai contenti? Cioè, io da ignorante mi pongo queste domande. Giustamente il Presidente dell'ANCE mi dice perché al tavolo c'è un amministrativo, non c'è un tecnico, cioè, facciamo un tavolo parallelo con un tecnico, c'è mica bisogno di un tecnico, cioè io ho bisogno che chi è seduto al tavolo sia seduto al tavolo e dia un contributo, non è che mi vado avanti per la mia strada se sono convinta di quello che sto facendo, ma se no sono assolutamente disponibile e parlando e rimescolando le carte siamo arrivati ad avere il prezzario regionale che è alla fine invidiato a livello nazionale. Sul discorso della logistica, ritorniamo prima, cioè la logistica era compartimenti stagni, tutto il mondo della logistica quando sono arrivato in Veneto era compartimenti stagni. Può essere la logistica a compartimenti stagni? Può avere la logistica una visione, dopo compartimenti stagni, ritorniamo a quello che vi ho detto prima, perché è il presidente dell'Interporto di Verona che sta antipatico al presidente del Porto di Venezia, quel del Porto di Venezia che sta simpatico quel di Padova, a quel di Padova. Allora io dico, tutti abbiamo un ruolo, abbiamo un incarico, abbiamo delle responsabilità. Se non mi obblighi ad andare in letto tutti insieme la notte o andare a vivere nella stessa casa? Tu hai delle responsabilità e durante il giorno, in base alle responsabilità che hai, le svolgi con buon senso. Dopo a me, se il presidente Ghiotti mi sta antipatico, ma sarà bene un affare che eventualmente me tengo per conto mio? Però se io di giorno devo lavorare per sviluppare quello che è il sistema Veneto, il modello, a me piace di più parlare di modello Veneto, lavoro, basta. Cioè non esiste, cioè non è che a me non sta antipatico nessuno, cioè, ok? Però io dico, me la faccio andare bene e cioè, lavoro, ma la visione deve essere sempre quella che se io voglio sviluppare un modello Veneto, voglio sviluppare il Veneto, lo devo fare tutti insieme. Il piano regionale dei trasporti aveva lo scopo praticamente di metterli tutti intorno a un tavolo, tutti coloro che si occupavano di mobilità e farli dialogare tra di loro, perché nel momento in cui parliamo di agricoltori,
Ma io mai trovavo altre le associazioni di categoria degli agricoltori che sullo stesso problema te fa tutti e tre la stessa proposta? Cioè riescono sullo stesso problema ad avere tre pensieri contrapposti tra di loro. Ma sarà mica possibile? Cioè, non è credibile, non è possibile. Cioè, quando c'è un problema, dopo per carità ognuno si difende i propri tesserati, figuratevi. Io so, 2015, arrivo, il Presidente mi dice, ti do la delega ai trasporti, i trasporti in Veneto non funzionano, vedi di farli funzionare. Non sapevo neanche che cosa voleva dire questa frase. Dal giorno dopo ho capito, perché ho fatto 6 mesi, tutti i giorni paginate di giornali su sti trasporti che non funzionavano. Ok, ho capito perché non funzionano. Che cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato a parlare con i comitati pendolari. Che cosa è successo? Le associazioni di categoria mi chiedono appuntamento e mi dicono, assessore, no, lei non parla con i comitati pendolari, lei parla con noi. E io allora gli ho detto solo una cosa, se la Regione fino ad oggi ha sempre parlato con voi e i trasporti gli è messi in queste condizioni, vuol dire che è qualcosa che non va. Perché io ci credo nell'associazione di categoria che deve fare sintesi, ma deve fare sintesi dando le soluzioni e aiutando ad arrivare alla soluzione del problema. E io ho detto, mi dispiace, ve ne farete una ragione. Io ho parlato con i comitati pendolari, i pendolari e gli enti locali ho risolto non pochi problemi di più, tanti comitati pendolari si sono sciolti, ok? E se ne sono fatti una ragione. Allora, l'associazione di categoria, l'ordine professionale, comunque rappresentate tutti delle categorie, rappresentate delle categorie nel momento in cui chi è iscritto alla vostra associazione, alla vostra categoria, si sente rappresentato. E riuscire a rappresentarli in maniera adeguata vuol dire raccogliere le istanze, portarle ai tavoli, come avete carta bianca di assolutamente condivisione, e discutere e fare la sintesi totale. Anzi, mi fate un favore, figuratevi. Quando abbiamo approvato il TAC per la Pedemontana, io ho mandato, le minoranze volevano tutta la documentazione e c'era qualcuno in regione che diceva no, questo non glielo dai, questo non glielo dai. Dal Presidente gli ho detto, scusa, Presidente, ma il problema della Pedemontana l'abbiamo risolto con lo spirito del buonsenso, buona fede, buon padre di famiglia, l'onestà e tutto quello che ci va dietro. Perché non posso essere trasparente? Il Presidente mi ha detto, state scherzando? Vai, daghi tutto. E abbiamo mandato in Consiglio regionale tutta la documentazione, ma sapete con quale spirito? Che se per caso c'era qualcosa che non andava o se per caso c'era qualcosa di sbagliato, me lo facevano notare ed ero in tempo per poterlo correggere. Ho chiamato anche, allora c'era Fracasso, ho chiamato Fracasso, gli ho detto, sai che cosa mi piace di questo fine settimana? Sapere che mi vo al mare e ti sì a casa a studiarti le carte della Pedemontana, ok? Quindi veramente il Veneto sta diventando una piattaforma logistica. Il sindaco di Villafranca, un mese e mezzo fa, di Verona, mi ha chiamato e mi ha detto, ma devo venire in regione perché devono fare un terminal logistico a Villafranca, anche a te. Cioè spuntano terminal logistici come fossero funghi. Io ho fatto l'audizione in commissione, alla Camera dei Deputati, alla 9ª commissione l'altro giorno, con la Terzi, la mia collega della Lombardia, perché in commissione infrastrutture abbiamo discusso il disegno di legge sugli interporti e le uniche due che siamo intervenute siamo state io e la Terzi. Quindi Bonavitacola, vicepresidente di De Luca, ha detto che bello, siete sul pezzo, andate a farvi voi l'audizione alla Camera dei Deputati. E tra tutte le osservazioni che abbiamo fatto abbiamo chiesto ai parlamentari di modificare la legge nel senso di interpellare la Regione. Perché non puoi pensare che chi fa domanda gli dai l'interporto, gli dai il terminal, ma non fai un confronto con quella che è la pianificazione e la programmazione regionale. Altrimenti è tutto slegato e ritorniamo ai compartimenti stagni che dicevamo prima. Non può non esserci il confronto, anche istituzionale.
Ne potremmo parlare davvero per ore. No, vabbè, ma e allora cioè io ho nella testa, se volete organizzare una seconda esatto, convegno. Lo stavo dicendo io, organizziamo un ecco. altro appuntamento per la seconda parte della tavola rotonda che non abbiamo fatto oggi. Non so se voleva chiudere, fare una battuta il rapidissimo, dottor Coccato, o se no chiudiamo. Ma rapidissimo perché mi ha un po' solleticato il tema ho visto che scriveva. Logistica, eccetera. Brevissimo. Lo unirei al tema vertiporti, stiamo parlando del Veneto del futuro, logistica aggregata e quindi probabilmente qualche ragionamento ulteriore che andrebbe sviluppato. E quando pensiamo di piano trasporti dinamico, coordinato con lo sviluppo del Veneto, ricordiamoci che magari certe piazze logistiche vanno realizzati e dove il territorio è in sicurezza, piccolo altro problema che abbiamo, e quindi la condivisione delle due cose è la cosa fondamentale. Perfetto, benissimo, grazie mille Elisa De Berti. Una considerazione solo, visto ne approfitto. Velocissimo. PNRR 200 milioni, 100 miliardi, 107 nell'edilizia. Per vincere la gara non serve un motore performante, qual è il PNRR, serve anche un pilota, così vinci la gara. Siamo capaci come amministrazioni, visto che abbiamo il 70% dei comuni sotto i 5.000 abitanti e la somma di tante imprese piccole non fanno un'impresa grossa, di consumarli? Domanda. Se non li consumiamo, riusciamo a dirottarli per dei servizi che servono al nostro Veneto? Un impegno della politica, perché non riusciremo ad accantierare tutti questi soldi. Va bene, questa, la risposta è ancora più complessa della domanda, ovviamente, ma insomma, grazie mille all'assessore De Berti, grazie a Massimo Coccato. Sì, la risposta al prossimo convegno, a meno che non sia sintetica e assolutamente diciamo esaustiva, ma non credo. Grazie a Paolo Ghiotti, grazie a Alessandro Banzato, un applauso collettivo a tutti quanti, grazie a voi per essere stati fino a questo momento. Grazie ancora. Un'ultima cosa, volevo salutare Patrizia Gobat, presidente di CUP, col quale collaboriamo costantemente e fattivamente. Grazie della tua presenza, Patrizia. No,